Saluti a todos, bem-vindos a todos. Um saludo aqui no S escutando de EIA TV in diretta. Deus é o Lucio Porco, de Progress, essa é Sabrina Tomasi. In parità mia, oggi vamos a coordinare questa assemblea pubblica. Assemblea pubblica chiamata La scelta utile per la Sardegna. Sarà una giornata molto densa di interventi, il nostro ruolo sarà minimale, faremo da moderatori e parleremo di questo progetto politico che è nato dal dialogo tra tre forze che sono Sardegna Chiama Sardegna, un movimento a trazione giovanile, scusatemi se... IRS, movimento storico dell'indipendentismo, e Progress. Scusate. Da questo dialogo è nato un programma elettorale che è ancora in fase di costruzione, quindi questa assemblea serve anche per integrare questo programma con i vostri contributi, dopo appunto che ci saranno i vari interventi. Questo programma elettorale appunto è nato da questo dialogo di questi movimenti che a me piace definire complementari, perché si completano a vicenda, perché ognuno ha una caratteristica che magari manca a qualcun altro e diciamo nella storia, negli ultimi decenni politici della Sardegna ci sono state delle varie evoluzioni che in questa congiuntura, in questo momento hanno portato a questo dialogo che ha portato alla formazione di questa lista. Un progetto di cambiamento per una Sardegna più democratica, più inclusiva, che speriamo sappia generare benessere e migliori la società sarda in generale. Passo la parola a Sabrina. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, la giornata di oggi l'abbiamo impostata in maniera che appunto presentasse questa coralità, questa convergenza di intenzioni e di buoni propositi, e quindi abbiamo pensato a tutta una serie di interventi molto puntuali, molto brevi, quindi saremo molto attenti a far rispettare le tempistiche dei diversi relatori e che appunto tratteranno una complessità di contenuti e di tematiche che intendiamo affrontare nel nostro percorso appunto verso le elezioni 2024. Appunto avremo degli interventi da parte delle forze di Progress, delle forze di Sardegna Chiama Sardegna e di IRS che saranno specifici su alcune tematiche. Avremo con noi anche interventi da parte di movimenti e comitati locali su tematiche specifiche. La giornata proseguirà poi con un intervento conclusivo da parte del candidato alla presidenza Renato Soru, col quale abbiamo scelto di condividere il percorso della coalizione sarda, e ci saranno, quindi rimanete con noi fino alla fine perché sarà un momento di apertura per interventi dal pubblico. Abbiamo una serie di interventi già prenotati, vi chiediamo via via di avvicinarvi qui, darci il vostro nome se volete prenotare un intervento per la fine. Due cose molto velocemente, abbiamo anche, ovviamente siamo qui per far sì che ci attiviamo tutti insieme, quindi l'idea è quella di aprire la discussione ancora sul programma, riempirlo di contenuti ancora insieme sulla base insomma dei punti che abbiamo anche sviluppato, e anche per chiedervi un supporto, quindi se appunto vi fa piacere abbiamo anche delle scatole in fondo dentro le quali potete anche inserire dei contributi economici se vi farà piacere. Poi verso la conclusione vi chiederemo anche di attivarvi diversamente, ma passiamo prima agli interventi. Abbiamo qui, prima di passare all'inizio degli interventi, però volevamo anche raccontarvi un po' del simbolo che abbiamo scelto per unirci in questo cammino. Lo vedete esposto sul palchetto, sul pulpito. È una Sardegna fatta di tante piccole tessere colorate, come un mosaico, che rappresenta un po' la pluralità, la coralità di questo percorso. Un mosaico che va a formare
la forma geografica della Sardegna, che è fatta di tanti percorsi, tante istanze, tanti progetti diversi, tanti soggetti diversi che lavorano insieme. I colori rappresentano un po' le forze che si sono volute mettere insieme in questo percorso il nome Vota Sardegna è un invito a tornare a votare, ma soprattutto è un invito, un'esortazione a votare per la Sardegna, per quei movimenti e partiti che stanno cercando di lavorare insieme, chi con percorsi storici, chi come noi di Sardegna chiama Sardegna, con un approccio, un metodo nuovo che parte dal basso con degli incontri sul territorio per fare il bene della nostra isola, e quindi l'idea è proprio quella di rappresentare un po' questa coralità e questo ritorno alla partecipazione, e questo momento di oggi è quello che ci invita a essere tutti chiamati ad agire e a partecipare. Quindi per concludere velocemente questa prima introduzione, chiamerei sul pulpito a Maurizio Onnis di Sardegna Chiama Sardegna per darci un momento di introduzione. Se questo è un pulpito, ci si aspetta da me un sermone, ed è esattamente quello che vi somministrerò adesso. No, sto scherzando. Allora, questa sala ha 170 posti e sono tutti occupati. Questo significa che qui ci sono almeno 170 persone che credono nella possibilità di avere una Sardegna migliore e diversa da quella che abbiamo adesso. E questo è un grande successo. Già questo è un grande successo. Per me tutte queste persone hanno il diritto e il dovere di governare la Sardegna nel prossimo futuro, perché devono e possono fare meglio di quelli che ci hanno governati in questi anni, che considerano il destino naturale della Sardegna declino. Spopolarsi, produrre meno, diventare più poveri. Non è un destino naturale, non è un destino, non è una condizione ineluttabile, ed è una cosa che noi non accetteremo mai. Se siamo qui è proprio perché noi non vogliamo questa roba, vogliamo una Sardegna ricca e felice, e non c'è altro da dire su questo punto. Di che cosa stiamo parlando? Si parla di una rivoluzione gentile, va bene. Io non voglio usare le parole a caso e nemmeno a vuoto. La rivoluzione che cos'è? La rivoluzione è l'idea, è il progetto, è il desiderio di cambiare radicalmente le cose. Questo significa che se vogliamo fare la rivoluzione dobbiamo davvero desiderare di modificare radicalmente tutto. Siccome viviamo nel mondo reale, non vogliamo avere una Sardegna perfetta, forse è difficile o impossibile averlo, ma avere una Sardegna costruita in modo nuovo e che lavora e che vive in un modo nuovo, questo senz'altro è una cosa che possiamo avere, e sappiamo che di lavoro ce n'è da fare tantissimo, a partire dai manici che poi muovono tutto il resto. E sto parlando quindi del lavoro da fare sull'apparato regionale e sullo statuto. I manici, senza riformare i quali, senza lavorare sui quali, anche tutto il resto non funziona. E poi, a partire da questo, lavoro su tutti i comparti e i settori della nostra vita quotidiana in questa benedetta isola, che si tratti di sanità o di trasporti, di scuola, di cultura, di produzione, di energia. Sono tutti settori per i quali abbiamo bisogno di interventi sistematici, di interventi non sporadici, di interventi organici legati gli uni agli altri, e che quindi nel complesso siano capaci di darci una Sardegna profondamente nuova. Questo è ciò che chiamiamo rivoluzione nel 2023, dentro questo sistema politico. Ciò che di sicuro non possiamo avere è una rivoluzione gentile.
è meglio che ce lo diciamo, perché non esistono rivoluzioni gentili. Se la rivoluzione è rivoluzione, qualcuno dovrà soffrire. E quelli che vogliamo far soffrire sono esattamente quelli che in tutti questi anni abbiamo visto mangiarsi vivi la Sardegna, i nostri desideri, i nostri bisogni e i nostri interessi. Possiamo fare la rivoluzione e possiamo fare e dobbiamo fare una rivoluzione che tagli i rami che non funzionano. Questa lista, io ho avuto 5 minuti e li sfrutto per dire poche cose, ma secondo me essenziali. Questa lista è formata da 2 sigle indipendentiste, militanti che per decenni, da decenni, provano ad affermare una Sardegna autodeterminata, in cui la gente decida del proprio destino, una cosa alla quale siamo così poco abituati che neanche ci sembra possibile, e invece quello che dobbiamo fare è ciò a cui abbiamo diritto. Se gli indipendentisti si mettono in questo gioco è perché non hanno dismesso il loro progetto e il loro sogno, ed è un compito dei prossimi mesi cercare di realizzarlo. Dentro questa lista ci sono i giovani di Sardegna Chiama Sardegna, e quando dico giovani non intendo né giovinastri né gente senza testa, intendo trentenni che per il solo fatto di mettersi in politica a questa età e in questa Sardegna hanno una forza dirompente. Questa forza bisogna saperla usare e bisogna metterla a frutto. E perché si sono messi insieme? Si sono messi insieme per fare la rivoluzione di cui dicevamo prima, forse non gentile, ma soprattutto perché il loro punto d'unione, ciò che li tiene assieme, è sapere che qui non si andrà avanti se non si cambiano le cose. Io vengo da Villanova Forru, un paese in cui ci sbattiamo come pazzi per fare delle cose simpatiche, divertenti, utili, ma se viviamo in un posto in cui non ci sono infrastrutture, gli anziani diventano sempre più anziani e nascono pochi ragazzi, pochi bambini, alla lunga il gioco non tiene. Bisogna invertire questa tendenza. I ragazzi di Sardegna Chiama Sardegna, io li ho chiamati post-indipendentisti perché non sono indipendentisti, ma si comportano come se lo fossero, perché fanno parte di una generazione che non vuole più andarsene, che non vuole uscire dalla Sardegna per andare a lavorare, a trovare un lavoro migliore. Vogliono stare qui, fare famiglia qui, fare bambini qui e trovare un lavoro soddisfacente qui. Tutti insieme abbiamo fatto questa lista. Vota Sardegna. Votare per la Sardegna non è propaganda elettorale, è propaganda per il nostro bene. Quindi, riassumendo, staremo insieme fino a quando questa coalizione sarà sarda nei programmi, nella campagna elettorale e in una eventuale azione di governo. Questo presupposto è irrinunciabile. Dentro questa cornice possiamo lavorare assieme e fare un bel pezzo di strada verso una Sardegna migliore. Grazie. Chiamo Nicoletta Pucci, di Sardegna Chiama Sardegna. Buongiorno a tutte e tutti, mi chiamo Nicoletta Pucci e sono la co-portavoce di Sardegna Chiama Sardegna. Come tanti, io faccio parte di quella generazione di giovani che fino a qualche anno fa pensava che la Sardegna fosse una terra arida, manchevole di stimoli e opportunità, di una giusta stabilità personale. Ho deciso quindi di fare quello che pensavo fosse un biglietto di sola andata per studiare fuori, dove ero davvero convinta che avrei potuto trovare la mia dimensione. Però la lontananza mi ha permesso di maturare la consapevolezza che un territorio come il nostro non è e non deve essere destinato all'immobilismo e al declino sociale, politico ed economico. Ho scelto dunque di tornare perché sono fortemente convinta che la Sardegna possa essere una terra dove si può vivere e si può vivere bene. Sono tornata e ho capito che
lottare per recuperare lo spazio democratico che da anni si è perso, perché la politica è sempre più distaccata dalla realtà e dai territori, è necessario per garantire un futuro e per uscire dal declino inesorabile che si sta vivendo in Sardegna e che negli ultimissimi anni è peggiorato drasticamente. Sono tornata anche consapevole di accettare una situazione lavorativa precaria, perché sono convinta ulteriormente che questo cambiamento sia possibile e che io posso prenderne parte attivamente, in quanto giovane e in quanto donna. Per questi motivi ho scelto di fare politica attiva. Per questi motivi ho scelto di prendere parte a Sardegna Chiama Sardegna, in cui non solo la mia biografia, ma anche quella di tutte le altre persone che fanno parte di questo movimento si intrecciano tra loro, a formare un filo rosso di precarietà lavorativa, economica e sociale. Dopo 1 anno e mezzo di attività, oggi, insieme ai nostri compagni di viaggio IRS e Progress, vogliamo offrire la possibilità di guardare oltre tutto questo per un cambiamento radicale che coinvolga tutte e tutti, per restituire la bellezza della partecipazione politica. Solo così possiamo uscire dal manto di invisibilità in cui siamo confinati. Ed è proprio parlando di invisibilità politica da combattere in ogni contesto e in ogni forma che trovo particolarmente urgente parlare di quella di noi donne, ancora troppo poco presenti o quasi sempre relegate ai margini di una politica ad impronta ancora fortemente patriarcale. Basti pensare alla legge elettorale che, a causa del meccanismo dell'eguale misura delle percentuali di genere nelle liste elettorali, fa perdere di efficacia la doppia preferenza di genere, a svantaggio del genere meno rappresentato, che ovviamente è quello femminile. Le donne non possono più svolgere una funzione di prestanome e poniamo con forza la necessità di risolvere per via legislativa questa assurda ingiustizia. E sfortunatamente questo discorso non si limita alla sola politica. Quante volte nella vita noi donne, a tutte, ci è capitato di subire discriminazioni? È una cosa questa che viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. Il patriarcato si insinua nelle piccole cose, quotidianamente, in famiglia, al lavoro, nei luoghi privati e in quelli pubblici, come gli ospedali, i consultori, nelle sedi delle forze dell'ordine, dove non mancano mai episodi di discriminazione e giudizio morale nei confronti delle donne che cercano aiuto in situazioni di pericolo o che semplicemente vogliono accedere a quelli che dovrebbero essere diritti garantiti dallo Stato. La disparità di trattamento tra generi, che spesso porta a una dipendenza anche e soprattutto economica delle donne dagli uomini, è un dato oggettivo e il patriarcato è un trend culturale che noi dobbiamo assolutamente spezzare per incentivare sempre di più l'autodeterminazione della donna e la possibilità di liberarsi da situazioni di abuso, ancora spesso troppo presenti, specialmente negli ambiti familiari. Solo quest'anno, e per il momento, i femminicidi ammontano a 109 vittime, una donna ogni 72 ore circa. E quella che i media chiamano un'emergenza è in realtà un problema strutturale che ci riguarda, anche qui, e che deve impegnare il prossimo governo regionale, perché noi saremo nel prossimo governo regionale. Il prossimo governo regionale si deve impegnare a compiere azioni sul piano educativo, nei servizi sociosanitari e nel supporto alle vittime di violenza. Ho scelto di fare politica attiva perché penso che la mia voce e la voce di tutte le altre donne non debbano essere più marginali. Ho scelto perché voglio fare parte di un cambiamento che vuole essere davvero un punto di rottura con il passato e che sia davvero plurale e inclusivo. Ho scelto perché nella nostra isola si deve portare avanti una politica educativa e informativa che riesca a spezzare le catene del patriarcato e delle diseguaglianze. Ho scelto perché voglio una politica che concretamente e non solo a parole costringa nuovi strumenti di autodeterminazione femminile, perché il cambiamento o sarà femminista o non sarà.
Grazie. Grazie Nicoletta. Chiamo sul palco Gigi Pisu di Sardegna Chiama Sardegna. Acqua non ce n'è? Sì? Trovata. Fai tu? Sì, scusate, ma non ero sicuro di essere presente oggi, ma sta girando una brutta influenza e poi ero un po' più preoccupato dell'intervento da 5 minuti in realtà, quindi però ce la facciamo. Preoccupato perché consigliandomi, parlando con i miei compagni di viaggio, mi dicevano: ah, scrivitelo se hai bisogno, però poi qualche parolina chiave, poi vai a braccio. E io mi fissavo sul punto: perché siamo qui oggi? Perché ci candidiamo? E mentre riflettevo, ieri notte mi passa un tweet su Instagram di Piero Comandini e leggo: è necessario unire la maggioranza progressista per non consentire alla minoranza di destra di andare al governo. Questi continuano ancora a fare somme ipotetiche e non hanno capito che qua la mia generazione sta finalmente prendendosi lo spazio per andare a governare la Sardegna oggi tutti insieme, e lo fa con una chiamata all'azione, una chiamata che va oltre i confini della Sardegna, per chi è qui, che è rimasto qui, perché vuole vivere qui, e per chi invece si è sentito allontanato da una politica clientelare che ormai ha imperversato da destra a sinistra tutti gli schieramenti e non ha dato risposte ai sardi. E oggi noi vogliamo rappresentare i sardi. Danilo Lampis, il mio portavoce, mi ha detto di stare calmo, quindi mi ha detto: parla di lavoro, forse è meglio, parliamo di lavoro, anche perché il 2024 per noi sarà un anno in cui avvieremo finalmente un coinvolgimento delle parti sociali. Andiamo a formare finalmente un nuovo congresso del popolo sardo, in cui la Regione dovrà dare direttive e azioni concrete per l'ammodernamento del tessuto produttivo sardo e delle filiere produttive, attraverso la formazione e attraverso azioni specifiche per le zone interne. Io sono consulente per lo sviluppo della cooperazione, sono funzionario di AGC. Qualche settimana fa ero a Nuoro per un incontro associativo e ho parlato con diverse cooperative, e un oleificio in particolare del nuorese mi dice che non ci sono più frantoiani. I frantoiani sono quelli che lavorano negli oleifici, un settore particolarmente strategico oggi, che con la crisi climatica, il prezzo dell'olio, la Spagna ad esempio, perché noi dipendiamo giustamente dalla Spagna per ogni cosa, il prezzo è salito, quindi anche quell'olio originario dell'Unione Europea noi lo paghiamo quanto l'olio nostrano. Però il settore produttivo non è pronto, ma la regione dov'è? Non è possibile che non ci siano figure strategiche come questa. Dobbiamo tornare a investire sulla formazione, garantendo un equo stipendio a chi decide di intraprendere una carriera lavorativa che lo porta a stare in Sardegna, finalmente. E lo dobbiamo fare con un fondo che si affianchi anche ai fondi interprofessionali che già esistono e che noi cerchiamo di promuovere tra le imprese, ma dobbiamo aiutare sia le piccole imprese che hanno costi elevati, sia
i lavoratori, non stagisti, tirocinanti e quant'altro, lavoratori. E questo vale anche per l'artigianato sardo. Io sono di Nurallao, originario, questo vestito, tutto di Nurallao. Anche a Nurallao noi abbiamo il tasso di disoccupazione più alto non solo di tutto il Sarcidano, quindi già il Sarcidano è una zona ambita per altri progetti, ma non per il suo sviluppo interno tradizionale. E queste piccole imprese hanno difficoltà anche a formare un ragazzo che magari vuole intraprendere una carriera nell'artigianato, che non è chiacchiere o regalini per il turista, ma è una parte fondamentale per le imprese agropastorali della Sardegna e rappresenta la moda sarda, quindi modernità portata avanti dai giovani sardi oggi. E quindi questo fondo deve garantire anche questo, la rinascita dei piccoli centri con lavoro di qualità. Quando penso a un lavoro che crei, diciamo, solidarietà, mi vengono in mente le cooperative sociali che durante la pandemia hanno continuato ad assistere i più fragili, anche aiutando i comuni sardi che si sono trovati in difficoltà, abbandonati da uno Stato che è diventato improvvisamente cieco ai bisogni delle persone più deboli e che hanno continuato ad assistere i più fragili e quindi questa solidarietà c'è. Ce l'abbiamo dentro, dobbiamo avere il coraggio di passare da un modello di welfare state a un modello di welfare society con coraggio. Ho già finito i 5 minuti, ovviamente, ma concludo passando agli un altro punto importante. Noi dobbiamo avere istituzioni rapide e funzionali ai cambiamenti mondiali che ci stanno capitando. La Sardegna è inserita in un contesto internazionale, non siamo un posto illibato. Noi dobbiamo finalmente prendere il posto di una classe politica che ha dimostrato solamente di essere dalla parte di interessi di una piccola minoranza particolare e che non è assolutamente interessata a sviluppare complessivamente la Sardegna in tutti i suoi settori, parlando ad ogni cittadino. E noi l'abbiamo fatto con un anno di lavoro sul territorio. Siamo andati anche a dialogare con comandini e quelli. Abbiamo detto: guardate che abbiamo fatto un lavoro qua. Loro stavano pensando ad altro, loro erano immersi in un temporeggiare e poi uscire subito con il loro nome, neanche il loro, e questo non è piaciuto a molti. Oggi siamo qua per governare la Sardegna e lo facciamo tutti insieme, uniti, sotto il nome della Sardegna. Grazie a tutti. Adesso chiamiamo Simone Maulu, portavoce di IRSS. Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le attiviste e gli attivisti e i militanti che sono arrivati oggi qui da tutta la Sardegna per partecipare a questa assemblea. E grazie anche a Renato Soru di essere qui. Oggi in questa sala è una platea molto rappresentativa della società sarda. Sono presenti rappresentanti di diversi settori produttivi, del mondo dell'arte, della musica, delle campagne. Ci sono anche diversi esponenti del movimento Pastori Sardi, col quali da sempre abbiamo condiviso battaglie e manifestazioni.
E ci sono anche molti giovani che stanno tornando finalmente a frequentare il dibattito politico. Qualcuno si chiederà come mai gli indipendentisti stiano sostenendo la candidatura di Renato Soru a candidato presidente della Sardegna. Abbiamo preso questa decisione dopo aver osservato il percorso di Soru, quello che lo ha portato finalmente a riprendersi il progetto Sardegna, per dare vita a una coalizione progressista sarda, alternativa a quelle italiane. E questo è un gesto che comunica la dignità di riprendersi ciò che aveva creato, per ritornare a lavorare e a fare politica in quello che per noi è il campo nazionale sardo. Questo per noi è stato un passaggio dirimente, perché pone l'accento su ciò che noi indipendentisti abbiamo sostenuto da anni con le nostre lotte, e cioè il progressismo basato sulla dimensione sarda. Il progressismo, ovvero l'organizzazione della società sotto l'aspetto dei suoi diritti, che siano civili, del lavoro, della mobilità, della storia, della dignità, della salute. Diritti che per la maggior parte il popolo sardo vede da sempre negati, grazie alla complicità di classi dirigenti che si alternano col solo fine di mantenere lo status quo. Penso che oggi stiamo entrando in una nuova fase storica dove è sempre più evidente, sempre più lampante la distanza fisica e politica che c'è tra la Sardegna e Roma, tra le esigenze della Sardegna che sono in antitesi con le logiche di spartizione di potere romane. E penso che il momento che stiamo attraversando ci obblighi a fare un'analisi profonda su come vogliamo intervenire sul presente e come ci immaginiamo il futuro di quest'isola. E per fare questo non è sufficiente raccontare che dobbiamo battere le destre o parlare di noi in astratto, perché se il noi si riferisce a quella cricca che negli anni di alternanza tra destra e sinistra italiana ha portato la Sardegna in questa situazione di sudditanza mai vista, quel noi non ci interessa. Per questo è importante fare chiarezza e più che il momento del noi penso che sia il momento di fare delle scelte concrete. L'indipendentismo di Hirsi in 20 anni ha condizionato sicuramente tutta la società sarda e la classe politica, tant'è vero che oggi si parla di Sardegna e di sardità con una naturalezza che fino a poco tempo fa era impensabile. E anche il concetto di indipendenza ormai fa parte del dibattito politico, non scandalizza più nessuno come prima. Spesso sentiamo anche esponenti politici che nei loro discorsi affermano di appartenere al popolo sardo, no? Come se fosse una loro scelta. Ma come dice Gianghita Lamoni, che è il leader indipendentista a Corso ed ex presidente dell'Assemblea di Corsica, essere un popolo non è una scelta, non è un progetto politico, è una realtà. Il popolo esiste indipendentemente dalle nostre affermazioni. Cioè noi siamo nati qui, apparteniamo a questo popolo e nessuno può avere il monopolio sul concetto di popolo sardo, come nessuno può avere il monopolio sull'amore per la Sardegna. Cioè, ma se noi ci ripetiamo all'infinito che siamo un popolo, che amiamo la Sardegna, le tradizioni, i dolci, facciamo passi avanti? Io penso di no. Perché per questo dico che bisogna fare delle scelte. Essere di destra o di sinistra, per esempio, è una scelta. Essere indipendentista o autonomista, difendere l'interesse nazionale sardo o difendere l'interesse nazionale italiano, sono scelte. Condividere l'amore per la Sardegna non vuol dire essere per forza tutti uguali. Per questo è importante chiarire cosa vogliamo fare e soprattutto con chi lo vogliamo fare, con quale visione e con quale obiettivo. C'è per esempio chi si accontenta di crogiolarsi nel sardismo come sentimento a cui vuole aggrapparsi o affogarsi nel momento dell'emozione, e c'è chi si vuole impegnare affinché quell'emozione non resti un sentimento fine a se stesso, ma sia il senso profondo dell'organizzazione progressista della società sarda, degli usi, dei costumi, dei diritti del popolo sardo, delle sue esigenze, delle sue peculiarità. Questa è una scelta politica e noi indipendentisti che delle visioni lucidamente visionarie abbiamo fatto la nostra storia politica, sappiamo bene quale sia la differenza tra il cieco orgoglio sardista o peggio sardoleghista che contempla solo se stesso e che soltanto di questa retorica si nutre, e l'indipendentismo progressista che mira alla dignità e alla verità di una intera società nazionale. Perché la Sardegna
ha già un popolo con usi, costumi, lingua e territorio e per questo è già serenamente una nazione. Noi abbiamo il dovere e l'ambizione di rimuovere il velo del senso di inferiorità con cui questo popolo è stato nascosto a se stesso e riorganizzare il senso dell'esistenza della Sardegna nel Mediterraneo e nell'Europa contemporanea, con la dignità della sua identità, della sua verità millenaria, e lo dobbiamo fare per i sardi vivi oggi. Noi non vogliamo partecipare ad una gara che amministra meglio la sudditanza, noi vogliamo proporre un esercizio di libertà, vogliamo lanciare una sfida che è quella di intendere come il nostro paese la Sardegna e agire in questo senso. E in questo senso sviluppare la nostra economia e la nostra esistenza, sviluppare un paese dove le pale eoliche e i pannelli solari installati lontano da dinamiche speculative ci possono rendere indipendenti a livello energetico, mentre ora stanno arricchendo gli speculatori. Un paese in cui a scuola possiamo studiare la nostra storia e la nostra lingua, mentre ora non possiamo farlo. Un paese che investe sulle produzioni locali per soddisfare il proprio mercato interno. Creare un'isola di pace libera da servitù militari, un paese che sappia curare e difendere il proprio interesse nazionale, un paese che abbia il diritto di eleggere i suoi 6 europarlamentari come Malta e Cipro e che costituisca una propria soggettività internazionale, o vogliamo far mediare i nostri rapporti dall'Italia in eterno? Per questo dobbiamo avere una visione chiara, precisa, lungimirante e aperta, e in questo secondo noi si articola la differenza tra la coalizione sarda e quelle italiane, come per esempio il patto romano stipulato tra PD e 5 Stelle, che è figlio sicuramente del potere più antisardo. Queste elezioni per noi sono una tappa importante verso questo obiettivo, un pezzo di strada che vogliamo fare insieme alla coalizione sarda, portando il nostro contributo e la nostra visione, con l'auspicio e la condizione che la coalizione sarda rimanga tale. E penso che insieme possiamo vincere queste elezioni e potremo trasformare finalmente il nostro bisogno di agire in potere di agire, come hanno fatto i catalani, i baschi, gli scozzesi e i corsi. Non possiamo tifare per loro e non fare niente per noi. Saremo gli ignavi della storia, non ce lo possiamo permettere. Ho chiuso. A conclusione. Questa è la nostra scelta. Ed è quella di lavorare da subito per ricostruire e sviluppare la società sarda, per arrivare, quando saremo pronti, a proclamare nel nostro paese la Repubblica Sarda indipendente all'interno di una comunità mediterranea e di un'Europa dei popoli. Grazie a tutti. Grazie mille. Simone? Grazie Simone, chiamiamo ora sul palco Alessandro Vinci di Progress. Intanto vi ricordo che alla fine ci sarà modo di fare qualche intervento dopo l'intervento di Renato Soru, quindi se avete voglia di fare un intervento venite verso il palco e vi segniamo. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Sono Alessandro Vinci, sono qui sì come iscritto e attivista di Progress, ma anche e soprattutto lo voglio rimarcare perché è presidente della FIARC Confesercenti, cioè una delle associazioni di categoria del mondo dell'artigianato e del commercio. FIARC sta per Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio, perché gli indipendentisti stanno nelle organizzazioni di categoria italiane. Noi siamo ancora nella Repubblica Italiana, Repubblica che però si dimentica spesso e volentieri di quello che è anche il nostro mondo. Un mondo che rappresenta flusso di merci, di idee, di persone. In Sardegna siamo 5.000 imprese e siamo coloro nelle cui mani passa l'80% delle merci che voi utilizzate quotidianamente. Merci che sono dal più banale pacco di pasta all'energia elettrica e quindi a quella bolletta che poi trasformate come strumento fondamentale per la quotidianità. Merci che in questa terra pare non si possano più produrre ma soprattutto muovere. Quelle merci e quelle idee che qui hanno dei limiti temporali, oltre che dati dalla morfologia
di un'idea di sviluppo. E quando parlo di morfologia parlo del fatto che noi, con una volgarità allucinante che è spiegata dall'idea la Sardegna è un'isola, quindi ha dei costi nella sua mobilità delle persone e quindi delle merci, di fronte a questa volgarità, perché è volgare considerare uno spazio che sta in mezzo al mare, che è il luogo, lo strumento dove passano il 99% delle merci al mondo, bene, noi siamo considerati uno spazio in cui lo sviluppo di qualsiasi intrapresa economica deve essere limitato da questa morfologia. Vedete che qui sotto c'è un'idea di razzismo e non sto banalizzando, perché quando parlo di razzismo parlo di limitazioni date dalla natura ed è quello il concetto base del razzismo. Tu sei più basso, sei bianco, sei nero, sei inferiore a me. Tu sei un'isola, sei inferiore a me. E allora di fronte a questa concezione che è antieconomica, io vi chiedo qua oggi, non solo come militante indipendentista, l'idea di un'autodeterminazione vera. Non è possibile che noi abbiamo difficoltà quotidiane a inviare le nostre merci nell'altra colonia, nell'altra isola più grande, cioè in Sicilia. Non è possibile che se io devo spedire qualsiasi prodotto, da quello dell'artigianato artistico a quello alla ricotta che viene prodotta al mio paese, io devo passare per le forche caudine delle piattaforme logistiche del centro e nord Italia, anzi del nord Italia. Non so se voi conoscete, ma è questione, legata al mio lavoro, tutte le merci nella Repubblica Italiana passano per l'Interporto di Bologna, da nord in su. Tutte le merci che vengono esportate all'estero, cioè fuori Repubblica Italiana, passano attraverso un oligopolio di agenzie doganali che stanno fondamentalmente a Verona, Vicenza, Milano. Mi si potrebbe rispondere: perché voi sardi non lo fate? Perché c'è stata una limitazione negli ultimi 30 anni sulla legiferazione, sulla capacità di esportazione data da vincoli strutturali, perché se tu mi tagli le strade, se tu mi blocchi i porti, se tu non sei capace di gestire un'offerta che vada fuori dal monopolio dei trasporti dato dalla Repubblica Italiana, che poi lo trasferisce a un solo imprenditore, e parlo quindi del problema della Tirrenia, ecco che io non ho i capitali e la forza intanto per potermi proporre all'estero. Mi si deve spiegare perché. Io sono ad Oristano e ancora oggi la porta verso l'Atlantico non può essere sviluppata. Io sono al centro del Mediterraneo, sono lo spazio, e qui vi sono studi che da 30-40 anni le università di Genova e di altri spazi importanti, accademici, hanno elaborato e presentato davanti alle istituzioni pubbliche qua a Oristano, dimostrano quanto la Sardegna sia la terra logistica per eccellenza. Siamo uno spazio al centro, stiamo tra Rotterdam e Città del Capo. Lo fanno gli altri, noi no. Noi siamo bloccati. Siamo bloccati quando la discussione sugli aeroporti della Sardegna viene limitata a quanto sono bravo, capace a costruire un unico ente che poi dovrebbe gestire solo il turismo centrico. Quest'altra volgare idea per cui noi viviamo solo da maggio a settembre. Io da maggio a settembre ho problemi miei personali come quelli degli altri 5.000 lavoratori. Se faccio un ordine, uno qualsiasi, se vendo da qui o vendo e l'azienda deve inviare qua, prima di tutto c'è il turista, prima di tutto la nave carica solo i turisti, non abbiamo la possibilità di importare merci che servono anche ai turisti, non solo a voi cittadini di questa terra. Cioè abbiamo una limitazione strutturale per cui lo sviluppo è bloccato. Questo si chiama concorrenza sleale e qua il libero mercato non c'è più. Mi si deve spiegare dov'è lo sviluppo allora?
quando viene a mancare la possibilità di costruire. Lo dico con questioni fondanti, cioè noi abbiamo l'Unione Europea che parla di impossibilità finanziarie sul mercato dei trasporti, perché il mercato legato alla concorrenza europea, qualsiasi finanziamento, però siamo bloccati contemporaneamente. Non abbiamo la possibilità, cioè, di investire su navi e trasporti nostri, perché sarebbe concorrenza sleale. E non è concorrenza sleale il momento in cui io ho una merce che arriva qui con 1 mese, 2 mesi di ritardo e altri invece quello stesso prodotto lo possono avere in pochi giorni. Non è forse una situazione che vincola anche il mio artigiano, anche la mia impresa? Vi ringrazio, aspetto molto dall'autodeterminazione di cui si parlava all'inizio e aspetto che l'autodeterminazione siano progetti economici che nascono qua, con una visione qua. Grazie. Grazie. Chiamiamo ora sul palco Ivana Cucca di Sardegna Chiama Sardegna. Buongiorno a tutte e a tutti, mi sentite? Credo che solleticherò i vostri timpani con meno intensità rispetto al mio predecessore. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che sono qua. Lo faccio perché ritengo che la vostra presenza sia anche una risposta a tutti gli incontri di coinvolgimento che Sardegna Chiama Sardegna ha fatto durante questo anno appena passato. Vi ringrazio, spero che come avete partecipato in centinaia a questi incontri, a queste assemblee, continuerete a farlo nei prossimi mesi. Io sono Ivana Cucca, ho 34 anni e non provengo da una famiglia inserita in reti di potere. Non è usuale che donne come me si espongano pubblicamente per sostenere un progetto politico. Non è considerato conveniente per tanti aspetti. Eppure ho deciso di farlo proprio per il fatto che la politica è molto lontana dai bisogni delle persone come me. Io sono cresciuta in Sardegna e ho vissuto 1/3 della mia vita fuori dall'isola. Ho studiato, ho fatto ricerca, ho lavorato in 8 città diverse, sparse per il mondo, e per alcuni anni ho deciso di inseguire una precaria carriera accademica che presto ho capito che non mi avrebbe reso felice. Quindi ho deciso di tornare qua. Attualmente, e dopo un lungo periodo di radicamento, perché tornare in Sardegna non è semplice, attualmente, dicevo, faccio 2 lavori. Sono un'insegnante precaria e questo lavoro mi permette di conoscere tantissimo ogni giorno e di imparare tanto, ma anche di osservare lo stato precario su cui si regge il sistema scolastico regionale. Fuori dalla scuola, poi, lavoro autonomamente, occupandomi di rigenerazione urbana. È un lavoro un po' strano, che nemmeno la mia famiglia ha capito bene di che cosa mi occupo in realtà. Sostanzialmente quello che cerco di fare è di unire due elementi, cioè la mancanza di spazi di aggregazione, di spazi di formazione nei nostri paesi, ma anche nelle nostre città, con i vuoti degli edifici pubblici, che spesso sono sottoutilizzati. Sono convinta che ognuno di voi in ogni paese può pensare a un esempio di questo tipo. È un'attività quindi che connette queste 2 esigenze, far incontrare le persone e tenere in piedi un patrimonio pubblico. Alla fine dei conti, nonostante la mia formazione sia in architettura, quello che faccio è un lavoro di comunità. È un lavoro in cui il ripensare collettivamente gli spazi, rimmaginarli, fondamentalmente è solo una scusa per rafforzare, ampliare e migliorare la relazione tra le persone. Ecco, io penso che la politica, soprattutto in Sardegna, debba ripartire da qui, dalla ricostruzione delle comunità, dalla creazione di una coscienza di luogo, come avrebbe detto Alberto Magnaghi. Perché lo spopolamento, la lunga crisi economica, l'assenza di prospettive stanno provocando uno scasso nelle nostre comunità e stanno mettendo in discussione le ragioni del nostro vivere comune. Questa coscienza, che dovrebbe animare le comunità, però, ha bisogno, da un lato, di un nuovo scenario possibile, di un nuovo scenario di trasformazione. Dall'altro, però, ha bisogno di basarsi sulla possibilità concreta di abitare nei nostri territori. Le classi dirigenti spesso si rifugiano nell'amministrazione della contingenza,
nella banalizzazione delle cause e delle soluzioni, concentrandosi magari su poche questioni e rinunciando a una visione complessa, che è l'unica da cui partire per una reale trasformazione dell'isola. Esistono dei temi che credo che siano poco affrontati e che invece sono decisivi per la costruzione delle comunità del futuro. Inizio dal primo. Io ho deciso di attivarmi per Sardegna Chiama Sardegna e quindi di essere qui oggi, perché decidendo di tornare qui ho sperimentato la bassissima attivazione politica dei nostri territori. Ho sperimentato un individualismo crescente, che è dato certamente da ragioni materiali, dall'impoverimento, ma anche dalla mancanza di spazi di confronto, di allenamento all'ascolto, di allenamento anche al dissenso. Ecco, io credo che senza restituire alle persone la possibilità e le condizioni di essere agenti di cambiamento nella propria realtà di riferimento, non c'è nessuna riforma settoriale che possa funzionare. Credo che un punto programmatico decisivo per la nostra lista e per l'intera coalizione, e colgo l'opportunità della presenza del candidato alla presidenza per esplicitarlo, sia la promulgazione di una legge regionale e di un'autorità per la partecipazione. Penso ad una democrazia di prossimità, partecipativa, corresponsabile, come argine alla crisi dell'attuale democrazia rappresentativa, come argine all'allontanamento delle persone dalla cosa pubblica. Dobbiamo approvare entro 12 mesi dall'inizio della legislatura una legge quadro sulla partecipazione, che sia codisegnata dal Consiglio regionale, dai comuni e dalle comunità locali, che istituisca ai vari livelli istituzionali meccanismi adeguati a rendere cittadine e cittadini della Sardegna protagonisti delle decisioni pubbliche, con forme di consultazione rivolte anche ai sardi fuori dall'isola. La legge dovrà istituzionalizzare, normare e finanziare un ventaglio di modelli di processi partecipativi adatti ai singoli processi decisionali, alle scale territoriali, secondo gli obiettivi e i beni comuni. Dal dibattito pubblico, per codeterminare grandi opere, alle assemblee cittadine su temi ad elevata complessità, fino agli accordi di quartiere per cogestire il territorio, che sia questo urbano o che sia extraurbano. La legge dovrà istituire anche un'autorità indipendente per la partecipazione che coordini i processi di selezione e finanziamento dei processi e soprattutto ne monitori l'attività, garantendo la loro qualità, efficacia e democraticità. Quello che vogliamo sostanzialmente è una regione che scommetta sul potere dell'intelligenza collettiva. Il secondo tema che mi sta a cuore, che penso che sia in ombra molto spesso, è la questione dell'abitare. Abitare in Sardegna sta diventando sempre più difficile. Da un lato, nelle città e nei paesi delle coste, assistiamo ad un processo di saturazione che è dovuto all'esplosione del mercato degli affitti brevi. Dall'altro, nei paesi invece all'interno, assistiamo al vuoto ai vuoti abitativi. Tutto questo non è altro che l'esito della mancanza di politiche abitative. Come se un territorio che rischia di scomparire demograficamente, come se in un territorio che rischia di scomparire demograficamente il diritto alla casa non sia un tema di cui la politica si debba occupare. Ho quasi finito. 10 secondi. Sì, 10 secondi. La Regione penso che debba affrontare con urgenza questo tema con due proposte che sono la regolazione degli affitti brevi ed una piattaforma unica che connetta la domanda degli alloggi a costo contenuto con la mappatura degli edifici vuoti. Ciò che chiediamo quindi è di provare a immaginare una Sardegna dove le persone possano tornare a vivere, possano vivere i territori al massimo delle loro possibilità. Ciò che chiediamo è di ricostruire un futuro per la Sardegna a misura di chi ha deciso di disegnare il proprio futuro qui. Grazie. Chiamiamo Priamo Cotto di IRCE. Saluto a tutti e bene a taus. Non ho nulla per la questione della lingua, però mi pare che a forza di studiare italiano in Sardegna, o mezzo su, ma da gente del resto del mondo, la Sardegna le riviene un atollo. In spiaggia potete vedere ricco se vi per di spettacolo
e galupei altre spiagge sposo potenti del mondo, poi era il risorto di guerra. E la Sardegna non è giusta, noi non vogliamo che sia giusto, poi noi siamo un continente di cultura e un universo di lingue. E di fatti si sa scuola noi hanno sempre nato, sempre a leggere di antu potente l'impero romano. Noi hanno pure leggere di molto scevola. Ma poi tan sicura e sui gioiosto non erano altrettanto eroico e difensore del proprio popolo. Non si meritavano pure su una mezza pagina di un libro di storia scolastico e non se l'hanno meritato. Noi hanno nato a Sardegna, hanno attento il Medioevo e noi hanno studiato il Medioevo di tutta l'Europa. Noi hanno pure legge tutta la stappa di Giovanna d'Arco, grande uomo sicuramente, ma l'anno prima Leonora d'Arborea non altrettanto eroica, e giudichessa e pure legislatore, e anche in Europa il Medioevo di anni bui, l'Imutiana, in noi invece un anno di Lugore. Una giudichessa era tu legge, vorcia prima legge in difesa di Sasiminas, osa in un atto in attirube. Nos hanno atto leggere in scuola della guerra dell'indipendenza dell'Italia, ma l'Italia, il regno di Sardegna la aveva demandata, purtroppo sicuramente regnava da gente stranza, noi abbiamo subito pure uso. Noi hanno atto leggere di Giuseppe Mazzini e di Carlo Pisacane. E anni prima Giovanni Maria Anzoi non tenia soltanto per isso ad un rivoluzionario di tenere una pagina del libro di storia di scuola, non la tento manchisso. Eppure, più di o vespro siciliano e in Sardegna non in vespro gai tutto, rivoluzionario. Noi hanno atto leggere del ventennio fascista, siamo tutti del ventennio fascista. Antupilo tenia di arena Benito Mussolini, ma meno male la gente ha letto e legge Gallo, scritto da Grazia Deledda e di Antonio Gramsci. Sicuramente erano uomini e femmine di pace e di uguaglianza. Noi hanno fatto imparare a memoria 7 meraviglie del mondo, mi pare ne vinna solo a metà. In Sardegna avere 20.000 siti archeologici, tutto una meraviglia, tutto su siti di un'architettura non sutta delle satire siti del Mediterraneo. È tutta una meraviglia la Sardegna. Oggi sono libro di scuola moderna, di scuola del mercato, di scuola del marketing, di scuola di telecomunicazione, di tecnologia, queste sono l'umene di Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk, ma sono giovani di Sardegna. Lì in Sardegna è stato creato il primo giornale online in Sardegna da Esardoso. Lì i Tiscali è stato creato in Sardegna e da Esardoso. E è un provider. Un provider galuoso e competente in sorte del mondo. Addirittura a Pocarcarno ha dato 3 metodi al borsa del mezzo mondo. La Sardegna che sta mezza anni creando giganti. La Sardegna tiene bisogno in scuola, è urgente e necessario, si depada, legge il libro dove nana della storia, dei personaggi, dell'architettura, della musica, dell'arte e della tecnologia in Sardegna, in modo da inorgoglire i giovani sardi. La Sardegna tiene bisogno di tornare a generare una nuova generazione di giovani giganti. La Sardegna tiene bisogno di un'agricoltura che sia in grado di soddisfare i suoi bisogni alimentari, aumentando il nostro prima dire un montone di nave, ma noi non possiamo sempre aspettare la nave per poter mangiare. Questa è una pecca in una democrazia, mentre è ose. La Sardegna tiene bisogno di un'agricoltura che andrà a braccetto un'istruzione. L'agricoltura è capace di fornire cultura di vita,
e di sapere. Tiene bisogno la Sardegna di un'agricoltura e hanno da braccetto una sanità. Una sanità che dà un missuto a badie per una questione alimentare, a tutte le patologie entrando in vua, la sanità deve era modo e tutto quanto noi stiamo sul diritto di abbarrare sano. Teniamo bisogno dell'agricoltura, anzi, l'assessorato all'agricoltura deve prendere attenzione sui pescatori sardi, non deve mai nessuno attenzione a questo. Forse categoria per bisastrà e per trattare male. Sempre impedire di poter pisare, di poter traballi solo, può morire di guerra, oppure può altro tipo di fermo di leggi ambiguas. E mai risarcioso a dovere, mai sufficientemente, e su mare nostro in balia dei pisadori del resto del Mediterraneo. Abbiamo a modo di serrare, in 3 ore. La Sardegna ha bisogno di un convincimento dei giovani. Questi giovani devono stimolare una coltivazione straordinaria, alternative. Mentre per esempio una coltura di ritorno. Era una legge apposita per la canapa in Sardegna, in base a questa realtà di questa produzione. E crea un misuro valore aggiunto sul territorio e non giovani intranissimi da galera. La Sardegna ha bisogno di un'agricoltura che non dà da nessuno seus. Mentre le aziende sono assoggettate da asta giudiziaria. Questa è una vergogna per la democrazia, giusto? Bisogna avere una forte volontà politica di poter riuscire a rinegoziare questo debito bancario e tornare a fare in modo che queste aziende siano tornare produttive e di tornare a dare entusiasmo e dignità a questa gente che vive in cui, in modo che a su manzano, a tu pesene, non debbano timere sul problema dell'ingiunzione e sul problema del sfratto. Grazie. Chiamiamo ora sul palco Elisabeth Rijo. Buongiorno a tutti, sono contenta di essere qui oggi e ringrazio chi mi ha invitato a condividere questo progetto per andare verso una Sardegna indipendente. Io vivo sono in Sardegna da 22 anni ed è da 22 anni che mi domando, mi chiedo e chiedo ai sardi nati, perché ormai anch'io sono sarda, non nata ma sono sarda, mi sento sarda. Come mai la Sardegna non è una repubblica? Ad oggi non ho ancora trovato risposte. Alcuni hanno detto, ma dove vuoi che andiamo? Non è possibile, non siamo in grado di essere indipendenti, non siamo capaci. Quindi gli stessi sardi sono quelli che dicono che non possono. E io ritengo che non sia così. Io vengo dalla Repubblica Dominicana, è un'isola anch'essa, anzi mezza isola perché la condivide con la Repubblica di Haiti ed è come territorio il doppio della Sardegna. Siamo una Repubblica indipendente e ad oggi non abbiamo mai voluto essere parte degli Stati Uniti e tutto questo si è conquistato. Sicuramente non io personalmente, però i miei antenati l'hanno conquistato. E si può fare anche qui. E si è parlato nel primo intervento di rivoluzione.
Rivoluzione. La rivoluzione può esserci, dobbiamo essere evoluti. Ci riteniamo evoluti? Se siamo evoluti possiamo rivoluzionare. Io penso che si può fare. E che siano i giovani a promuovere questa indipendenza, io penso che chi è un po' più grande non può che essere contento e sostenere questo percorso. Non continuare come si è fatto fino ad oggi a ritenere che i giovani sono dei bambocci che fanno solo dei casini, possono stare solo in piazza a farsi lo spinello e ci domandiamo il perché stanno buttati in piazza, ci domandiamo perché i ragazzi quando vanno a scuola, perché anziché essere stimolati ad andare veramente a scuola fanno la vela. E cosa si fa per contrastare tutto questo? Cosa si fa? Io penso che i giovani sanno cosa si può fare per cercare di impedire questo. Cosa si può fare per impedire che i giovani vadano via dalla Sardegna? Una media circa, da anni, una media circa di 40 giovani che vanno via dalla Sardegna. E perché non pensare a cosa fare per far sì che quelli che sono andati via possano essere anche attirati a ritornare, oltre che a essere anche attirati per chi vuole venire in Sardegna, perché la Sardegna attira molte persone, attira molti, ma solo per essere sfruttata la Sardegna, così come gli abitanti della Sardegna. Vengono i grandi imprenditori, però i posti che vengono occupati di maggiore rilievo non sono i sardi a occupare, perché non ci sono le capacità, non ci sono le competenze. Può darsi, e allora le possiamo però creare, possiamo fornire capacità e competenze. I sardi non sono imprenditori, non sono tanto d'accordo che la mentalità sarda non sia imprenditoriale, ci sono molti imprenditori sardi, abbiamo Renato Soru è un imprenditore sardo, o no? E quindi ci sono tanti altri imprenditori. Semplicemente bisogna creare i percorsi giusti, come è stato detto già nei precedenti interventi, creare dei percorsi giusti, e questo può farlo la prossima legislatura che stiamo cercando di portare alla Regione Sarda. Fare un programma di sviluppo del territorio, quindi uno sviluppo che vede le persone al primo posto, coinvolge le persone, ascoltiamo le persone, perché la politica, i politici non sono loro o non siamo noi a guidare la cittadinanza, a guidare il popolo. È il popolo che deve dare le linee guida a chi è al potere, perché se demandiamo dobbiamo sapere per che cosa demandiamo a un politico. Cosa deve dire a nostro nome, cosa deve fare a nostro nome, e quindi lavoriamo per riattivare i giovani, dobbiamo lavorare per avere quella fetta di persone che ormai non credono più nella politica, rimangono a casa il giorno delle votazioni. Dobbiamo stimolare che vadano a votare. Se questo riusciamo a farlo, allora vuol dire che il successo è garantito fin da questo momento. Concludo che fino adesso non si è parlato, e un'altra grande fetta della comunità, della società civile, sono le organizzazioni della società civile che fanno un lavoro immane nelle comunità, e quindi la politica deve prenderne conto, coprogettare, coprogrammare con le organizzazioni della società civile sul territorio, perché anche queste persone, queste organizzazioni stanno vivendo un periodo abbastanza critico, perché si devono anche sostituire in molti casi alla politica, alle istituzioni, e le organizzazioni della società civile non nascono per sostituirsi alle istituzioni, ma bensì per coprogrammare, coprogettare insieme, lavorare per il bene della comunità. Grazie.
Grazie a Elisabeth che ha parlato per Progress. Adesso chiamiamo Andrea Virdis di Confapi. C'è? Sì, arriva. Buongiorno a tutti. Intanto grazie per avermi invitato. Premetto che anch'io sono un indipendentista, a prescindere dal ruolo che ricopro come presidente Confapi AIME. Non è nient'altro che la federazione che rappresenta le piccole e medie imprese sarde, per quanto riguarda il comparto edile. Allora, chi mi ha preceduto, come dire, ha annunciato un po' il mio discorso, perché la Confapi non è nient'altro che un'associazione che è in mezzo tra la politica e il potere decisionale che abbiamo come strumento associativo per portare le istanze in regione. Bene, non ci ascoltano. Politica in Sardegna non esiste. E cito questo immediatamente, uno dei casi molto eclatanti per quanto riguarda il piano case, portato in essere il 23 gennaio 2021, cassato a Roma il 22 gennaio 2022, con 600 pratiche in essere solo nel comune di Sassari. Do questi dati perché sono nel territorio di Sassari, anche se rappresento tutti i sardi, essendo il presidente regionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la politica qua in Sardegna non ha un peso, non ha un occhio di riguardo da parte di Roma, che non è nient'altro che ladrona, perché tutti i problemi che voi avete citato adesso non sono basati sullo sfruttamento del territorio, sullo sfruttamento delle forze lavoro e sullo sfruttamento della gente che ci vive in Sardegna. Perché la Sardegna, cioè, è vista come un'isola felice, ma da parte di chi viene qua a divertirsi, a sfruttarla. Bene, la cosa che mi rincuora è che vedo molti giovani qua, perché non è da oggi che io milito nell'indipendentismo. E quello che mi rincuora è che i giovani adesso stanno irritando e stanno creando quegli anticorpi che servono per contrastare la politica romana che qua ci annulla il tutto e non ci dà aria, non ci toglie il sole che noi abbiamo, ci toglie le risorse che noi abbiamo, ce le nega. Citiamo il 110, comparto edile, una manna dal cielo, caspita, crisi edilizia. In Sardegna non si parlava d'altro, cioè l'occupazione sul comparto edile era all'astrico. Bene, mettono in essere il 110. Prima di tutto era il problema istruire le pratiche, CILES, e non vi dico tutto il travaglio che c'è stato per mettere in essere uno dei primi progetti. Si parte con le progettazioni, con le lavorazioni, ci fanno 18 emendamenti in un anno, 18 emendamenti, e oggi ci vediamo negati i crediti. Quindi tutto questo, facente parte di un'associazione, nonché Confapi, siamo andati a bussare nelle stanze giuste, nei comparti giusti, assessorato ai lavori, assessorato alla commissione edilizia e quant'altro. Non ci ascoltano, zero, una sordità, sordi, e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Quindi il problema più grave qual è? Che sì, è vero che li abbiamo mandati noi a governare, ma è anche vero che loro non stanno governando, ma chi è demandato a governare deve essere orgoglioso di giocare quel ruolo. Perché se tu mi mandi a governare, cioè io non devo essere io, Andrea Virdis, governatore, no, assolutamente. Io devo lavorare in funzione di voi, perché la parola politica, da quando è nata, polos vuol dire lavoro, e ticca, cioè scusate, polos vuol dire popolo, e ticca vuol dire lavoro. Questo è che dovete fare voi con Sardegna, chiama Sardegna. Auguroni e un grande in bocca al lupo.
È tutto un par esempio. L'unico che ha rispettato i tempi, complimenti. Allora chiamiamo ora Lorenzo Argiolas di Sardegna Chiama Sardegna. Saluto a tutti e grazie. Non scidia come ti incarrerai questo intervento. Ho pensato, ma su sardo è tua lingua per giovani? Non mi penso che già. Penso che Dio ha mostrato vinzas in questi mesi a introdurre Sardegna Chiama Sardegna. E ho fatto un lavoro umano in sa mesa tematica delle lingue. Un lavoro fatto da attobius, seminarius, da fainas e soprattutto vinzas documentos. E su che Deus bogau appillo Deus presentau vinzas su d'uso de Argiolas in Sant'Anna. Nos seus possa ufficialidade de sa lingua sarda con s'italiano. Sia da nega po mei, su sardo depi tenni su matessi impreu e is proprius direttus de s'italiano. Questo che non descaresci che in Sardegna non si può da scetti in italiano e in sardo, ma si può da su gaddureso, su turritano, su catalano de Salighera e su da Barchino. Sa questione dei linguas deve entrare in su statuto speciale a Sardegna e questo tocca da duvai luegus. Serve a garantire che le istituzioni e gli uffici pubblici donino i servizi in tutte le lingue di Sardegna a maniera uguale. Noi siamo vinzas a approntare un piano di politica linguistica. Questo potrà ballare in pizzus di sapretto linguistico di questa terra. Eccetto oleus affortiai sa lei regionali 22 del 2018, donando vinzas a settio a is operatori che lavorano in is progetti su d'importo possa spenatura e possa amparo dessa lingua sarda. Questo che non descaresce si scolas. Tocca a promuovere l'imparo plurilingui in le scuole di Sardegna. Devo però acabare con due cosette in pizzo di questa campagna elettorale che è accanto ad incarrerai. A me è da piace di aderos a intendi politicus non scetti questionai delle questioni che pertoccano alla lingua sarda. A me è da piace intendi politicus questionai in sardo. E mi è da piace intendi questionai dei problemi della Sardegna, dei problemi dei sardas e dei sardus in sardo. Questionai di lavoro, di ambiente, di sanità, di scuola in sardo. E penso che gustus iant DPS proponimientos che depois votai innanzi quando usassi in su governo di Sardegna. Grazie. Grazie a Lorenzo Argiolas. Come si riauso Bettina Pizzurra de Irzu. Saluti Aristanisi, terra di Mariano IV e di Eleonora d'Arbarè. Saluti ai indipendentisti, frati e sorelle che vunti in noi, e che non vunti in noi, ma vunti con noi. Saluti a tutti. Poi siamo in noi. Siamo in noi per cercare di donare una risposta di dignità.
a questa terra. Poi ragionare dei commenti comenzai a essere autonomos, non ero indipendentista. Mi scusai, ma è solo un momento come me da complicato. E me da complicato perché su che ho fatto in 20 anni, su commenti indipendentista, in pizza è un tema, costa e costau. E non si manco come è possibile che Dio si obbia, se non sa verità. E sa partenza della regione che faccio è questa. In Unione Sarda ebbe sì un articolo a Risero. Sa firma è di un professore che noi tutti conosciamo, su chi è Francesco Cesare Casula, che ha dichiarato del statuto, che è primo su 2007. E su nomini chi hanno pensato è sa carta del Logunoa, della nazione sarda, ma è prima del 2007. E poi tiene di un prologo a sa fase 1, chi narra da Icci. La Sardegna è l'isola più periferica del Mediterraneo ed è parte integrante dello Stato italiano. Chi gusta è su incomincio, sa prefazione del statuto sardo, sa cosa insomma, pica da uno pago male, o non hai. Ma è periferia, si storia dei giganti, sì? E se periferia, sa poderosa storia del suo popolo sardana, e se periferia, che una femmina in 1392 ha descritto Saprimo lei contro il stupro in suo mondo, e periferia, una femmina che ha nato si attilli seccato su pe, a modo chi lupeldat, 1392. Questo è pestarsi i gioielli. E questo è l'atteggiamento che sarebbe il caso di oltrepassare. Perché? Perché in fatto di dignità non dobbiamo dare così adito a inferiorità, cosa che invece spesso è sempre presente questa Sardegna nella lamentela. La Sardegna sempre restituita al di meno, alla negatività del di meno, ma noi sempre sotto. Ecco, penso che in 20 anni, ma anche di più, io non ho mai messo da parte chiunque abbia lavorato per l'autodeterminazione della Sardegna e stia continuando a farlo. Abbiamo dei paradigmi fortissimi per poter dire che siamo in una strada giusta, che è quella dell'autodeterminazione fino all'indipendenza. Ma oltre le analisi, oltre queste lamentele che stiamo raccogliendo, c'è qualcosa che diventa pratico, perché siamo fondamentalmente persone pratiche. E mi riferisco a una battaglia poderosa che dura da tanti anni, ma che un anno fa è arrivata a un dunque fondamentale, e cioè, siccome noi pensiamo che non siamo periferia nel Mediterraneo, ma che anzi con i fratelli e le sorelle della Corsica abbiamo molto da dire, abbiamo presentato alla RAS nel febbraio 2023, ed è stata anche approvata all'unanimità, la richiesta di una formazione di una commissione indipendente che si preoccupi dei costi della dipendenza in quanto a servitù militari in Sardegna. Siamo partiti da questo. 25 anni di presenza militare americana nell'arcipelago della Maddalena, costi, ricavi e via dicendo.
a che cosa è servito lo studio di Pasqualino Serra, ex sindaco, che questo lavoro fece fare nel 1996. È servito a dare una misura dell'introito eventuale, delle grandi fortune che ci sarebbero entrate in 70 anni di presenza militare in Sardegna, oppure dei danni. Bene, Pasqualino Serra ha deciso, dando in mano a un'agenzia, che era il caso di avere i conti alla mano. Quanto costa la dipendenza dalle basi militari? Cosa sono i ricavi, cosa sono i costi, cosa sono, proprio in termini stupidi, benefici e perdite. E nelle conclusioni di questo lavoro qui si sottolinea che in 25 anni la Maddalena avrebbe avuto una perdita di 45 miliardi di vecchie lire. Allora la nostra riflessione è stata la seguente. Chi lo sposi vai questa cosa in una terra vitica come la Maddalena? Perché non allarghiamo a tutto il resto della Sardegna questo tipo di analisi? Perché se la tua carta non canta, c'è un solo contendente, un contraente. Se non ci sono due persone che discutono, ma una sola, cade il discorso, cade l'argomento. Ma se tu hai valutazioni numeriche di questa presenza, tu puoi tirare sulla testa e dire, bene, adesso magari siamo diventati miliardari e non lo sapevamo, magari invece possiamo mettere in mora l'Italia. Bettina, ci siamo coi tempi. Dedico un minuto perché questo lavoro è stato fatto con i corsi, è stato elaborato alle giornate indipendentisti a Corte nel 2022, da febbraio 2023 è depositata alla RAS un impegno del Presidente della Regione per identificare un soggetto terzo internazionalmente riconosciuto che sia capace di fare un lavoro come questo, perché si attivi una richiesta al Ministero della Difesa e al governo italiano su quanto hanno guadagnato in 50 anni di presenza militare qui e perché si attivi la consulta Sardo-Corsa che è presente in regione, già istituita dal 2014, perché questo è il momento di sapere le cose come stanno. Chiudo con due cose volanti. Il bronzo dura di più del ferro e dell'acciaio e i messaggi che ci sono nelle nostre pietre iscritti ci mandano un messaggio di esistenza, forza, durata, che chiedono l'eternità, finza s'indipendenza. Adesso chiamiamo Adriano Sollai, segretario di Progress. Saluti a tutti. Con questo mio intervento mi voglio rivolgere innanzitutto a tutte le sarde e i sardi che aspirano ad un processo di emancipazione nazionale per la Sardegna. L'indipendentismo non è un'ideologia, non è un dogma di fede, ma consiste in un percorso che un popolo decide di intraprendere allorquando raggiunge una piena consapevolezza di sé. Per tanti anni abbiamo fatto di tutto per tenere accesa la fiammella della nostra identità nazionale e questa non si è mai spenta grazie a tutti coloro che ogni giorno soffiano per tenerla viva, organizzandosi in partiti o riunendosi in associazioni, lavorando perché la lingua sarda diventi una lingua normale e venga ufficializzata, perché nelle scuole possa essere insegnata la nostra storia, lottando contro i soprusi di uno Stato
che ci vede come un semplice luogo che gli appartiene e che ritiene di poterlo utilizzare come meglio crede. Occupazione militare, inquinamento industriale, fabbriche di bombe, speculazione energetica, rifiuti radioattivi, turismo usa e getta. Lo sforzo collettivo e generoso di tante sarde e sardi ha funzionato. La nazione sarda è viva e continua ad esprimersi e a manifestarsi nel cuore e nel pensiero della nostra gente. Quello che però non siamo riusciti a fare sino ad ora è di dare rappresentanza politica e istituzionale all'indipendentismo. Ci siamo persi in divisioni tossiche e personalistiche, ci siamo arroccati in posizioni marginaliste che hanno avvantaggiato i partiti italiani e un sistema di rappresentanza eterodiretto. Certo, la legge elettorale in vigore non ci ha aiutato, ma la forza che possiamo esprimere sarebbe capace di travolgere il sistema politico entro cui le istanze della Sardegna sono state ingabbiate, il bipolarismo centrodestra, centrosinistra italiano. Un sistema creato per centralizzare, non per decentrare e valorizzare i territori. Un sistema che confligge in primo luogo con la nostra autonomia speciale. Noi di Progress, già dai primi anni della nostra comparsa nel panorama politico sardo, abbiamo voluto puntare tutto sulla rottura e sulla destabilizzazione del quadro politico italiano in Sardegna. Attraverso l'esperienza di Sardegna Possibile, intelligentemente e appassionatamente rappresentata da Michela Murgia, abbiamo voluto portare l'esempio di ciò che l'indipendentismo avrebbe dovuto fare per uscire dal vuoto di rappresentanza. Abbiamo anche aperto le porte ai non dipendentisti, li chiamavamo all'epoca, a coloro che pur non avendo maturato una piena coscienza nazionale e la convinzione della necessità storica dell'indipendenza, hanno però capito che il futuro della Sardegna si gioca sulla capacità dei sardi di potersi autogovernare. Quella eccezionale esperienza attorno alla quale si è manifestato un grande consenso, ma rimasta purtroppo stritolata dai due poli italiani, è il nostro punto di partenza e vuole essere il nostro punto d'arrivo nel prossimo futuro. In politica le cose cambiano velocemente e oggi, a distanza di 10 anni, vogliamo condividere quell'intuizione che abbiamo avuto 10 anni fa, sostenendo una coalizione sarda che abbia come unico orizzonte possibile la difesa e il perseguimento degli interessi della Sardegna. Per fare questo ci siamo quindi messi in gioco e abbiamo ideato una lista che oggi stiamo presentando, dove si ritrovano tutti coloro i quali hanno deciso di stare dalla parte della Sardegna e dei sardi e al contempo hanno anche deciso che è arrivato il momento di dare forma e sostanza a nuove idee per la nostra terra. L'unità che abbiamo trovato tra indipendentisti e Sardegna chiama Sardegna non è una forzatura meramente elettorale, ma è il frutto di una saldatura spontanea tra i temi e le battaglie della storia dell'indipendentismo e la dinamicità appassionata di una nuova generazione che entra nell'agone politico per contare, per non continuare a subire la vecchia politica portata avanti da una classe dirigente che mantiene inalterata una concezione retrograda della Sardegna e che si pone sempre e comunque in posizione di subalternità rispetto agli interessi esterni. Nelle scorse settimane abbiamo ascoltato con grande interesse gli interventi del Presidente Soru circa la necessità di una rinegoziazione con lo Stato italiano per la riscrittura dello Statuto sardo, per una nuova fase autonomista. Da questo punto di vista noi indipendentisti vogliamo dare il nostro contributo affinché la prossima legislatura sia una legislatura costituente. Siamo altresì convinti che un passaggio riformatore di tale portata storica
potrà solo realizzarsi se vi sarà una giunta e un consiglio regionale capaci di instaurare un rapporto dialettico e, se necessario, anche fortemente conflittuale con lo Stato italiano sulle grandi questioni che affliggono la nostra terra. Tutto ciò con il coinvolgimento imprescindibile dell'intero tessuto sociale ed economico sardo, che quotidianamente si adopera per un cambiamento radicale dell'attuale condizione. Diciamo a gran voce che siamo pronti a dare il nostro contributo al governo di questa terra, forti della nostra passione e della capacità riformatrice del nostro programma, che trova ispirazione anche nell'esperienza dei movimenti indipendentisti ed autonomisti delle altre nazioni senza Stato d'Europa. Perché la coscienza nazionale, l'emancipazione sociale è la strada verso la Repubblica de Sardigna. Si costruisce in primo luogo garantendo condizioni di vita migliori per tutte le sarde e i sardi, in termini di lavoro, di reddito, di servizi, di istruzione, di infrastrutture, di cultura. Ma per fare questo occorre ricostruire rapporti di forza che facciano uscire la Sardegna dalla condizione di sottosviluppo in cui si trova e alla quale una classe politica inadeguata l'ha relegata. Dobbiamo innanzitutto rifiutare una forma di economia di stampo coloniale che ci è stata imposta e le nostre ricchezze le dobbiamo gestire noi e lo dobbiamo fare al meglio delle nostre capacità. Nella Sardegna che vogliamo non ci sarà più spazio per gli affaristi e per gli speculatori che vogliono saccheggiare le nostre risorse. Nella Sardegna che vogliamo non ci sarà più spazio per chi non rispetta il nostro territorio, il nostro ambiente naturale, la nostra salute. Nella Sardegna che vogliamo non ci sarà più spazio per chi ha sempre voluto relegare la nostra cultura a spassoso orpello folcloristico. La Sardegna che vogliamo è una Sardegna che attraverso la memoria storica dei suoi abitanti riesca a proiettarsi verso tutti i paesi del Mediterraneo e dell'Europa, senza complessi di inferiorità, ma sicuri della nostra valentia in tutti i campi del sapere e del fare. Insomma, non vogliamo più essere la periferia dell'Italia, ma vogliamo assumere un ruolo di protagonisti in Europa e nel Mediterraneo. Ma per fare questo ci vuole un programma di governo che sappia intervenire immediatamente sul più grave dei problemi che affliggono la nostra terra, lo spopolamento. Dobbiamo far rivivere i nostri paesi e le nostre città. Dobbiamo immediatamente fermare l'emorragia di ragazzi costretti ad emigrare perché qui non riescono più a trovare un lavoro. Dobbiamo sostenere i giovani che vogliono costituirsi una famiglia, garantendo ovunque servizi e infrastrutture in una logica di solidarietà nazionale e non di profitto a tutti i costi. Dobbiamo diventare gli architetti del nostro futuro, non i contabili della nostra povertà. Siamo un popolo felicemente contaminato, che forte della propria identità potrà anche aprire i suoi confini naturali in un sistema di accoglienza e integrazione. E concludo, con la lista Vota Sardigna vogliamo ridare speranza a chi l'ha perduta, ma soprattutto vogliamo dare voce a chi non l'ha mai avuta. I tanti giovani coinvolti in questo progetto non vogliono un semplice diritto di tribuna, vogliono essere i protagonisti di un cambiamento storico. Finza Sassa Repubblica. Chiamiamo ora sul palco Ambra Floris di Sardegna Chiama Sardegna. Buongiorno a tutti e a tutti, sono Ambra Floris, sono una ritornante, come molte e molti di noi di Sardegna Chiama Sardegna. Dopo 4 anni fuori tra Torino e Svezia ho deciso di tornare per rispondere a una domanda che molti fuori sede si pongono a un certo punto della loro vita a Tesu. Se tutti ci lamentiamo, se tutti rimaniamo fuori a parlare e nessuno torna, come pretendiamo che ci sia un miglioramento, un cambiamento? E quindi al mio ritorno, dopo la formazione in progettazione e in antropologia culturale, ho iniziato a lavorare come progettista culturale. Oggi gestisco il Teatro Grazia Deledda di Paoli Latino, che è la nuova sede territoriale del Teatro di Rilevante Interesse Culturale che il Ministero della Cultura italiano ha riconosciuto in Sardegna sin dal 2015 con un progetto che si chiama Sardegna Teatro.
Oltre a questo sono tra i primi firmatari di Sardegna chiama Sardegna, ed è questo il motivo per cui mi hanno chiesto di intervenire qui oggi. Quando me l'hanno chiesto, però, non so perché, continuava a tornarmi in mente una parola, attittidu, che tra l'altro è già stata citata oggi, la lamentazione. Non riuscivo subito a capire per quale motivo il mio immaginario collegasse il tema della cultura con questo scenario funebre. Non certo perché la nostra isola non sia ricca di vitalità culturale e artistica, ne ha già parlato anche prima di me, ed sono già stati citati per esempio i migliaia di siti archeologici che fanno della Sardegna l'isola più ricca di tutto il Mediterraneo in questo senso. Non certo perché non abbiamo esponenti nella cultura e nell'arte che non siano di prima importanza. Basti pensare all'unica premio Nobel per la letteratura italiana, sarebbe più corretto dire sarda, o a importantissime poeti, musicisti, cantanti, artisti visivi, per esempio, un nome su tutti, Maria Lai. Siamo anche i produttori dell'unico spettacolo di teatro in lingua sarda, peraltro, che ha vinto i 2 più importanti premi del teatro in 2 anni differenti, un caso unico nella storia, ed è prodotto in Sardegna con maestranze e cast per il 95% sardi, ed è un Macbeth in lingua sarda. Ha girato il mondo, ha vinto i premi di tutto il mondo più importanti. E allora la domanda rimane: perché questo abbinamento viene operato dalla mia mente? Il motivo me lo sono spiegato. Le politiche culturali isolane in questa fase della storia vanno nella direzione di spegnere questa vitalità invece di sostenerla. Lo fanno operando tagli indiscriminati a tutti quei settori come educazione, scuola, teatro, appunto, musica, cinema, cultura in generale, con conseguenze disastrose sotto gli occhi di tutti noi, come l'analfabetismo di ritorno, non solo quello funzionale, ma soprattutto quello emozionale. Lo fanno quando la relazione sempre più stretta tra cultura e mercato si traduce in mercificazione, come diceva ora Adriano. Il binomio sterile tra cultura e turismo, nella convinzione errata che l'unica funzione della cultura sia intrattenere e attirare turisti. E attirare turisti consumatori che spesso tra l'altro non lasciano nulla sul nostro territorio e neanche magari tornano perché preferiscono altre spiagge meno care e più trendy. Lo fanno quando il criterio di quantità vince sul premio e sulla valutazione della qualità. Lo fanno quando le saghe, i grandi eventi che drenano peraltro risorse importantissime che potremmo destinare a ben altro, diventano l'unico motore di sviluppo locale, alimentando una sovrapposizione totale tra cultura e folklore, che voglio dire è importantissimo, non lo nego e sono la prima a promuoverlo, ma non esaurisce certo la complessità dell'identità sarda, il folklore. In ultimo lo fanno quando decidono di tagliare fondi e soprattutto spazi alla cultura, che viene sfrattata dai luoghi che ha riempito per anni di significato. È accaduto anche pochi giorni fa qui vicino a noi, a Senega, all'associazione Perda Sonadora, che organizza uno dei festival di poesia più conosciuti e apprezzati a livello non solo sardo, nazionale, ma anche internazionale, ma anche ad altre associazioni e cooperative. Faccio l'esempio per esempio di Cadadie Teatro, sfrattata dalla Vetreria di Pirri, o del Teatro di Sardegna, sfrattato dal Teatro Massimo. Attittidusu. C'è dunque da lamentarsi, certamente, ma non solo questo, c'è anche e soprattutto da agire. E agire come? A partire dall'ascolto degli operatori, delle comunità, delle realtà locali, delle realtà associative. È da novembre 2022 che Sardegna chiama Sardegna porta avanti questo processo di ascolto, lo ha fatto e lo fa con numerosi tavoli tematici per raccogliere esigenze e richieste dei vari settori. Quindi oggi ho portato qui questi fogli, che sono un bel mucchio e sono anche stampati su 2 diverse facciate. Questi fogli sono una lista di lamentazioni lunga. Tra queste lamentazioni, le voci più ricorrenti sono la richiesta di formazione per i lavoratori e le lavoratrici della cultura, di contratti e salari più dignitosi, di opportunità che assicurino a chi lavora in questo ambito le stesse opportunità dei loro omologhi all'estero.
Sono le richieste di un nuovo equilibrio che distingua la cultura dal turismo, come abbiamo detto, e la ponga in relazione invece con i settori educativi e formativi, che crei appunto nuove infrastrutture, prima l'abbiamo sentita in collegamento con la pastorizia, che la metta in correlazione con la scuola per una ristrutturazione del settore che favorisca le reti e faciliti l'acquisizione di competenze e saperi, che renda accessibili gli spazi esistenti e ne crei di nuovi invece che chiuderli, dove sia possibile sperimentare e autodeterminarsi. Ci sono richieste di trasporti, di servizi, di reti, di connessioni, di sostegno alla formazione, alla promozione, alla mobilità, perché attraverso i viaggi che i sardi possono fare o gli operatori da fuori possono fare verso la Sardegna, si può sostenere e promuovere la cultura sarda. Lo fanno enti per esempio come Pro Elvezia, possiamo ispirarci. In ultimo, ma soprattutto tutte queste altre cose, c'è la richiesta di una nuova agenzia sarda per la cultura, che sia competente nella valutazione delle richieste di fondi, perché ci servono per esistere. E ci servono perché si assicuri che la cultura non resti qualcosa appannaggio di pochi, ma che torni, come vogliamo, a essere un luogo di incontro, la fucina di idee e di stimoli che vogliamo che sia, che possa essere valutata per l'impatto sociale, generativo e trasformativo che la cultura ha. Gli operatori culturali chiedono il rispetto per il proprio lavoro, per i propri progetti e per la visione che essi contengono. Chiedono che non si elargiscano fondi a discrezione di qualche assessorato, come è avvenuto recentemente, con 1 milione di euro donato a una produzione cinematografica, peraltro non sarda, quando ci sono un sacco di produzioni sarde di valore che si trovano in difficoltà e che si trovano a spartire quella stessa cifra attraverso bandi e applicazioni lunghissime. E infine chiedono che vengano rispettati i propositi originali del PNRR, che in Sardegna tra l'altro ha visto stravolgere il progetto che aveva avuto il miglior punteggio regionale e il 4º punteggio più alto di tutti in assoluto, e questo è avvenuto ancora una volta qui vicino, sempre a Seneghe, per volontà di un'amministrazione culturale che è subentrata in seguito a questa vittoria ed è incontrollata da un ministero che a quanto pare se ne lava le mani. La cultura, per quanto astratta possa sembrare, ho finito, è lo spazio in cui la politica diventa visibile, soprattutto nel lungo periodo. Educazione, istruzione, arte, saperi e competenze sono strettamente connessi, sono tutti strumenti attraverso i quali rendiamo le nostre comunità coese e intelligenti, che diventano indicatori del benessere di chi le vive. Concludo dicendo che la cultura è dunque un linguaggio privilegiato che permette di creare comunità, e quindi a partire dall'ascolto di questi territori, di queste comunità, che la cultura e la politica soprattutto può trasformare queste lamentazioni in azioni concrete, restituendo alla cultura il ruolo che spesso le viene tolto, quello di strumento di immaginazione, di futuro e di desiderio. Grazie a tutti e a tutte. Buonasera a tutti. Allora, no, sarò brevissimo, ho visto anche, siamo partiti, quindi giusto una mezz'oretta. No, scherzo. Allora, innanzitutto saluto tutti voi, ringrazio anche di questo invito. Sono Alessandro Rosas e sono il portavoce del coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica. Prima di fare questo breve intervento, quindi lo taglio completamente, mi preme dire che il coordinamento è un soggetto variegato di comitati e associazioni dove al suo interno ci sono diverse sensibilità politiche. Abbiamo accolto l'invito di partecipare qui oggi non per un'adesione al vostro progetto, ma esclusivamente per dare lettura del nostro documento rivolto a tutti gli schieramenti politici, nessuno escluso. Chiaramente non lo leggiamo e ve lo invieremo successivamente. Scusate. Ringrazio perciò tutti voi e tutti coloro che in questi anni ci hanno seguito, e non sono pochi, sono anche qua in mezzo all'assemblea. Scusate. A 45 anni dalla nascita del Servizio Sanitario Nazionale, considerato uno dei migliori al mondo per universalità, uguaglianza e equità delle prestazioni erogate,
è imperativo riflettere sulla sua sopravvivenza. Esso fu istituito, in applicazione dell'articolo 32 della Costituzione che sancisce la tutela della salute come fondamentale diritto all'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, che non sono sostanzialmente i poveri, ma quelli che proprio non hanno nulla. Il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 833 del 78, si regge su due pilastri, ospedale e territorio. Le cure primarie e la medicina territoriale rappresentano la porta di accesso al servizio sanitario pubblico. L'ospedale dovrebbe far fronte alle diagnosi e alle cure delle patologie acute più complesse. Oggi entrambi sono in grave crisi a causa di una mancanza programmazione, della riduzione progressiva dei finanziamenti e alla mancanza di personale. Da decenni, indipendentemente dalle varie coalizioni politiche che si sono succedute a livello nazionale e regionale, abbiamo assistito a un progressivo depotenziamento della sanità pubblica, alla consegna di spazi sempre maggiori al privato convenzionato e al tradimento del principio sancito dall'articolo 32 della Costituzione e della legge 833 del 78. Oggi la situazione è praticamente drammatica. Ormai ci stiamo avviando in una via senza ritorno, cioè alla privatizzazione del servizio sanitario pubblico. Chi dice di essere per il servizio sanitario pubblico non sta facendo abbastanza per mantenerlo in piedi. Bisogna ripartire dai territori e dai distretti, ma la prevenzione manca. Chiaramente la prevenzione, mancano in Sardegna, come sappiamo, più di 500 medici di medicina generale su 1200. Figuriamoci quanti cittadini e quante cittadine manca questo pilastro importante che è il medico di medicina generale. In provincia di Oristano, scusate un attimo, in provincia di Oristano hanno attivato gli ASCOT, ambulatori straordinari di comunità territoriali, chiaramente per cercare di sopperire alla mancanza di medici di medicina generale, ma chiaramente non possono essere una risposta a questo grave problema. Tra l'altro pare che non abbiano neppure previsto in Regione risorse per coprire questo servizio anche per il 2024. Quindi la situazione chiaramente sta peggiorando. Allora il cittadino si sta rassegnando e purtroppo anche i nostri più vicini rappresentanti, cioè i sindaci. Forse non stanno facendo abbastanza. Nessuno chiede miracoli né ai nostri sindaci né a voi, però chiaramente uno sforzo maggiore. Ci dicono che i soldi ci sono, allora manca completamente una programmazione nel breve e nel lungo periodo. Se noi perdiamo questo importante diritto, il diritto alla salute, tutti gli altri diritti perdono di valore. Questo è chiaro. Prova. Concludo. Sì, allora...
Prova. Prova. Ma non è tanto Sì. bello per chi parla e per chi interviene. Grazie. A posto, grazie. Allora chiediamo di salire sul palco a Claudia Pugligheddu di Sardegna Chiama Sardegna. Buongiorno, Claudia Pugligheddu, Sardegna Chiama Sardegna. Sono una ritornante consapevole, laureata in sviluppo locale con una tesi sull'innovazione sociale nelle aree rurali e marginali e lavoro come progettista in campo sociale. Ho scelto di tornare dopo aver vissuto in una megalopoli, aver imparato una lingua straniera, ho studiato e ho scoperto anche i benefici di vivere sulla terraferma. Quindi l'essere connessi con i trasporti, i servizi, ma anche solo la vivacità dell'essere esposti a modi di vita, di pensare e di fare molto diversi da questo. Sapevo che sarei tornata nonostante la mancanza di un tessuto economico e sociale vivace, nonostante gli ospedali che chiudono e le scuole che vengono ridimensionate. Quando sono tornata, ho fatto i conti, il 55% dei miei amici più cari si era trasferito fuori isola e io mi sono ritrovata in un deserto fatto di amici lontani e di minori opportunità sociali, culturali ed economiche. Una cosa che ho imparato durante la mia formazione è che l'innovazione non è facilmente esportabile, ma deve fare i conti con il tessuto economico, sociale e culturale in cui si vuole esportare. Cioè, quello che funziona a Milano non è detto che funzioni in un piccolo paesino della Sardegna o in una periferia della città di Cagliari. L'innovazione dipende dai presupposti locali, dalle sue specificità in termini di competenze individuali e collettive. E non dipende soltanto dai cittadini, perché l'innovazione è determinata anche dalla qualità della governance e della pubblica amministrazione. Oggi sono qui per portare il risultato del tavolo partecipato fatto con Sardegna Chiama Sardegna a tema welfare intergenerazionale e abbiamo immaginato una proposta di legge che abbiamo chiamato Uno spazio in ogni paese. Abbiamo poi scoperto che esiste questa innovazione, per esempio a Torino ci sono le case di quartiere. Uno spazio in ogni paese vede la restituzione degli spazi inutilizzati alla collettività locale, affinché in rete diventino poli associativi in cui si offrono attività sociali, culturali, aperte a tutta la cittadinanza. E quindi come funziona questa proposta? Innanzitutto la pubblica amministrazione mette a bando gli spazi pubblici inutilizzati e si pone garante della qualità e quantità degli interventi che vengono fatti all'interno. E quindi valorizziamo le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni socioculturali locali, che partecipano ai bandi e si impegnano a rendere questi spazi vivi, inclusivi, offrendo quelle che sono le attività che loro fanno ogni giorno. Vogliamo spazi polivalenti che da inutilizzati diventino luoghi di fermento, di incontro tra singoli cittadini e le organizzazioni socioculturali del territorio. Vogliamo spazi in cui chiunque può entrare dentro e proporre, organizzare qualunque tipo di attività, dal lavoro a maglia alla ciclofficina, attività musicali, culturali, sportive, ma anche, non solo, sportelli di ascolto, sportelli di orientamento per i nostri giovani. Vogliamo degli spazi e dei paesi vivaci per chi resta, per i tanti giovani che spesso non hanno un posto dove passare la propria giovinezza, per le tante donne che loro più di tutti sono fuori dal mercato del lavoro, ma anche per tutti gli adulti che hanno delle competenze, hanno delle manualità, delle creatività e che vogliono coltivare insieme i propri hobby, i propri interessi. Vogliamo degli spazi in cui si stringono relazioni, si crea fiducia, dove le conoscenze vengono trapassate e dove si impara a convivere con gli altri. Vogliamo spazi che diano acqua a questo deserto sociale che lo spopolamento ha creato nei piccoli paesi così come nelle periferie delle città.
e vogliamo che la prossima legislatura crei i presupposti per un rigoglioso tessuto sociale in cui le competenze personali si uniscono per diventare collettive, in cui le comunità diventino ancora più accoglienti, più inclusive, perché soltanto così l'innovazione può diventare endogena, delle comunità per le comunità. Quello che ho imparato è che non possiamo pensare di innovare i massimi sistemi se prima non iniziamo a prenderci cura delle sue fondamenta. Per questo io ho scelto di attivarmi per la prima volta in politica, perché la nostra isola si merita la concretizzazione dei desideri delle sue comunità. Grazie. Grazie. Chiamo Danilo Lampis, portavoce di Sardegna Chiama Sardegna, e ricordo che dopo ci sarà l'intervento di Renato Soru e a seguire gli interventi del pubblico. Ce ne sono 3 già prenotati. Chi vuole può venire qua e segnarsi. Buongiorno a tutti e a tutte. Mi tocca il difficile compito di chiudere questa sequenza di interventi e lo faccio colpito profondamente dalla pluralità di visioni, di progettualità che sono state espresse, di battaglie sia storiche ma anche nuove esigenze, nuove istanze che stanno emergendo con forza. Diceva Antonio Gramsci in una lettera del 1930 che la crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può ancora nascere. La crisi è un passaggio, è una fase dolorosa sicuramente, e qua sono stati raccontati anche tanti dolori, tanti problemi, ma anche un'opportunità. Noi in quest'ultimo anno e mezzo l'abbiamo provato ad affrontare vedendo le sue declinazioni democratiche, la sfiducia profonda delle persone, diffusa in giro per la Sardegna. Una Sardegna ostaggio di classi dirigenti bollite che non rappresentano più nessuno, sempre più chiuse nel loro fortino. Una crisi sociale, economica, lavoro povero, una bassa capacità di innovare, il processo, il prodotto, tante cose che sono state già dette. Una crisi dei poteri, la fine dell'esperienza autonomistica e nulla dopo. Un nuovo centralismo, una classe politica che non riesce più a dare risposte degne di quelle che dovrebbe dare per una Sardegna diversa, più autodeterminata, più democratizzata. Una crisi culturale. Noi dobbiamo fare i conti con la nostra identità e farlo con un nuovo pensiero sardo globale, capace di affermare la nostra differenza in connessione con il mondo, perché siamo al centro del mondo. Bisogna rompere la visione periferica che abbiamo di noi stessi. Le nostre generazioni sono quelle dei figli della crisi. Ce l'abbiamo nelle nostre biografie, l'avete sentito, chi è tornato, chi è partito e non è più tornato, chi ha avuto un biglietto di sola andata puntato sulla tempia e non è più tornato in Sardegna. Ecco, noi siamo in campo per loro anche. Siamo in campo per chi oggi vuole pensare che quest'isola sia degna di essere vissuta domani, fra 10 anni, fra 50 anni, per i nostri figli e i nostri nipoti, per chi vorrà farli. Questo è il tema cruciale. E perché la sfida elettorale? Perché la sfida elettorale per noi è un passaggio importante, ma la politica non si chiude con la sfida elettorale, ma la sfida elettorale può essere un passaggio per accelerare processi, per aprire nuovi spazi di democrazia e di partecipazione. Il nostro obiettivo è dare e costruire tutti assieme una nuova classe dirigente per la Sardegna, una nuova classe dirigente a forza di forze giovani, nuove, che hanno testa e cuore e gambe piantate qui, che sappiano guardare a se stesse, che sappiano guardare alle proprie vite e trarne progettualità, visione e sviluppo. Una nuova classe dirigente che non abbia paura di dire che servono nuovi poteri, una nuova classe dirigente che non abbia l'orientamento degli occhi solo sul Parlamento, perché si vuole fare leggere per poi andare in Parlamento a fare cosa? A non fare gli interessi della Sardegna come sempre è stato. E allora noi abbiamo bisogno di una classe dirigente nuova che
non si limiti più ad andare a fare richieste sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, a pedie. Che vergogna! Non è questo l'obiettivo della classe dirigente che ci immaginiamo. La classe dirigente costruisce progetti per un nuovo modello di sviluppo più giusto e sostenibile, del lavoro di qualità, una classe dirigente che investe sui saperi, sulla conoscenza come leva per la democrazia e per lo sviluppo isolano, una classe dirigente che sappia rompere definitivamente le disuguaglianze di genere nella nostra isola, una classe dirigente per una Sardegna plurilingue, capace di pensare in tanti modi, di sognare anche in tanti modi, non solo in italiano, una classe dirigente che sappia guidare un riscatto globale dalla nostra isola e che la renda un'isola di un mosaico di luoghi, un mosaico delle differenze, ma dove si possa vivere dignitosamente. E non eccedo sul programma perché, come avete sentito, è già denso la nostra proposta programmatica che abbiamo sviluppato, insomma, insieme agli amici di Progress e di IRS, con i quali stiamo condividendo, e sono d'accordo con chi mi ha preceduto, non soltanto una sfida elettorale, ma una convergenza di scopo per la Sardegna, una convergenza che sappia portare ai frutti nuovi all'isola del 2024, del 2025, dei prossimi 5-10 anni. La Sardegna ha bisogno di votare se stessa. La Sardegna ha bisogno di credere in se stessa, la Sardegna ha bisogno di una proposta politica fatta da persone che sappiano distinguere un cucciolo di maremmano da un agnellino, perché mi sembra che molto spesso c'è qualcuno che non sa distinguere nemmeno queste cose in chi va al governo della nostra regione. Abbiamo bisogno invece di gente con i piedi piantati qui, con il pensiero, un pensiero sardocentrico e sardo-globale al tempo stesso. E vado a chiudere dicendo che la nostra è una visione progettuale, non è la carriera delle lamentele. Noi non stiamo facendo un insieme di lamentele, stiamo scommettendo su qualcosa di nuovo e innovativo, su nuove convergenze, e siamo al fianco a Renato Soru su questo, perché pensiamo che insieme alla proposta politica della coalizione sarda ci possa essere questa apertura storica, questa rottura storica in Sardegna per ridefinire il quadro politico e dare all'isola una nuova politica capace di rispondere ai bisogni della maggioranza delle persone e non più dei pochi, perché troppo spesso la politica ha risposto e continua a rispondere soltanto ai pochi. E chiudo dicendo questo: non siamo il passato. Noi non siamo il ritorno di un passato presunto, non siamo qua per dire oh com'era bello il passato, no, siamo proiettati al futuro. Il nostro è un ritorno al futuro dell'operosità contadina, il ritorno al futuro di chi ha fatto le generazioni di operai, di minatori che si sono spaccati la schiena al lavoro. Siamo figli di quella gente, siamo figli di Francesca Sanasulis, di Amsicora Capra, di Pascheda Zau, siamo i figli di Peppino Mereu, di Montanaru, siamo i figli di Gio Marian Gioi e di Antonio Gramsci. Siamo il ritorno al futuro di quell'idea di una Sardegna più determinata, più felice, più contenta e più degna, perché questo è l'obiettivo col quale entriamo oggi nella scena elettorale e andiamo a prenderci il governo della regione. Buona strada a tutti! Grazie Danilo. Chiamiamo ora sul palco Renato Soru, candidato presidente per la coalizione sarda. Dopodiché ci saranno gli interventi di Bacchisio Bandinu, Marco Contu, Gavino. Avremo Bacchisio Bandinu, Marco Contu, Gavino Sale e Salvatore Salis. E Paolo Porcella. Saluto a tutti, grazie a me di aver invitato a questo attoio per noi oggi in ristorante. Sono contento me, finza sono orgoglioso, voi non siete da ogni dì debito su un pari siglas dell'indipendentismo, o assumanco o avatti man, da tutte le siglas che ho conosciuto nei ultimi 20-30 anni.
o la ragodai finza sei amigos che non funti noi, oi, ma funti parti dessa storia dell'indipendentismo e funti stiamo questionando del libero, che è un'altra sigla dell'indipendentismo. In Sarsa è vero che possa primotta in Cappasa, o a patti in manna, o a patti già è tutto questa storia dell'indipendentismo è tutto un pari a pizzo su un progetto che è cicchendo, che va in Sardegna su che in altre zone dell'Italia e dell'Europa antivatto, e cioè i partiti sono proprio importanti, i savatti per un anno della partecipazione alla politica non è fatta da partiti su che tenti in conca altre storie, altre priorità, altre idee, ma è fatta da partiti su che nasciti, vivinti, tenti conca, uomini e femmine e tenti un orizzonte politico che è in sa terra in soro. Possa terra in soro e oggi dessa terra in soro e possa futuro dessa terra in soro. Quindi è questo che stiamo cercando di fare in Cappasa possa primotta in Sardegna e con speranza meta. E non è scettico questa selezione, ma è poi sanno su benitori, se per suo tempo che ha da bene. Cioè, la possibilità di fare o a patti manno, o gruppo manno, o partito manno, che tenga già d'accordo, commenti tutto il nostro e gente meta d'accordo, la Sardegna è dove è diversa, non è contenta, non ti vuoi pruso di la Sardegna sempre indifesa, sempre lamentosa, povera, dei giovani che si indiandano, che meda sanno torranta, dei vidas che vestiti sempre pruso pittias e con domo buidas e spopolatas. Non sono contento di questa Sardegna, che ogni volta che c'è una cosa nuova o la possibilità di fare altro di noi, arriva a montoni, e pronto a identificare tutto che ci può essere, da sove, da bento. Non ti volevo pruso, manco di intendere, come intendo in Castello, sul mese passato, sul ministro della difesa italiano che si è posto a questionare proprio a faccia del suo consiglio, dell'assemblea dei Sardus, a noi, servitù militari, sì, ad PTI, ad andiserai con cuna, ma mancano di questionare, anzi si hanno, con anzi si a finire sul discorso su, anzi si, altre servitù militari in Sardegna. Quindi su serio non ti potevo pruso. Ma ti spantavo l'instabilità prima di tutto che viaggi di belle questioni, viaggi di idee nuove, viaggi di punto di ragionamento originali e ha scritto un po' di fumetto su keywords ha scritto che keywords, uno mi spantavo, no, s'attittito, è vero, se io subessio con disprezzo in mano, a noi, un popolo di attittatori, finza che s'attitito è bessivo a forma di poesia in Sardegna, c'è l'attitito su bellissimo, attitito su ha visto dispracei e spiegato di aici bene, ha visto amore, sa famiglia, su s'amicizia, s'attitito è bessivo finza una forma di poesia, atta. Eppure Dio credo che sia da prazo la Sardegna finza se ti potesse scarescere dei attitudini. Se ti potesse scarescere dei attitudini.
Duscidesi, se stato in San Regione tenia una scrivania abbastanza buida, perché mi piace di ogni mangiavo a tornare a partire di nuovo, con mente pulita, ma tenia a Papas ci fu un scaffaletto e tenia due papiri che ovvia che mi potevano ispirare ogni dì. Un papiri fu un scritto, un ragionamento che attento in sa Repubblica, in su Parlamento, in su momento della Costituente, Renzo Lacconi, che è un politico importante in mezzo della storia sarda, e ha fatto un ragionamento a pizzo su agricoltura e s'allevamento, sa vastorizia dell'agricoltura sarda. È domandata su chi deve adesso e su chi può adesso. Si dà raccontare via su tempo sull'articolo 13 del suo statuto della Sardegna, un piano di rinascita socio-economica, eccetera, eccetera. E tenia un altro paperi, e fu di un articolo da Giovanni Lilliu. È narrata Giovanni Lilliu, tu scidesi, è narrata, ma tu prova a andare in due sfuetti, è narrata. Noi ho tentato grande assao, ho tentato una grande civiltà ancora non connota, una grande cultura, questa cultura nuragica che ha costruito con le tecniche delle piramidi, ha fatto tenido la religione, tenido la cultura, via buona a usare il bronzo e facendo statuette bellissime. Pittieddas, fiavona navigare, tenia da commercio e scambio in tutto sul Mediterraneo, di ottenuto testimonianza nei nuraghes con la ceramica greca, con la ceramica cretese. Una cultura de protagonista in pari ad altre culture sul Mediterraneo. Poi con qualcosa è succede. Tottunduno, la storia della Sardegna è vestita la storia delle dominazioni della Sardegna, della dominazione fenicia, punica, la storia della dominazione romana, bizantina, tutto questa dominazione pisana, genovese, delle dominazioni, vinse l'ultima dominazione dei Savoias e finse a San Repubblica. E in Sasa e commenti che ho tentato un grande lutto e di questo lutto non ti sei vestito mai. E commenti che sei ancora in lutto. E se commenti sei in lutto, fatevo poesia con i sattiti, si vestito del nieto, si fatevo rappresentare del suo dispiacere, del suo dolore. Finza sei canzoni, si punti sempre de mamma che prangiano i figli, e per già questa normalità di essere rappresentati di aici, con il suo dolore, sempre nieto, in lutto. E Giovanni Lilliu narrata, e adesso è sul momento che è Dio spero, è sul momento, è ora che sta Sardegna di essere questo lutto, di pochi su nieto e torna a si vestire a colori e torna a essere gioiosa, felice e torna a si rappresentare con gioia e non con tristezza e con cantico di amore e di felicità e non di dispiacere. È storia di pensare alla Sardegna di e in Sarasa questa speranza, questo sogno da cambiare, da trasformare, da gettare proprio a bella nota tutta la Sardegna. È possibile che tu fai oggi? Certo, è stato di essere presuntuoso, tu fate soi, tu fate un noso, tu fate soi, tu fate proprio un noso. Eppure tocca che qualcuno ti faccia.
E tocca che qualcuno faccia questo passo, e sa sul secondo e sul terzo. Bello, cresca questa gente che si vuole da pari, chi pensi che sul serio se è possibile in questo momento, in questa Sardegna di oggi, in questa Italia, in questa Europa di oggi, in questo mondo di oggi, è ora di si individuare e di trasformare questa Sardegna. E Dio si allunai può essere concreto su che capa se sul serio su sora. Ed è sul serio su sora. E poi è un momento interessante della storia, non scetti della Sardegna, ma della storia globale, della storia sul mondo. Funta accadendo cose che funti da giù di un meta per noi, poi sul serio, su provai a cercare una via nuova, a strada nuova. È succedendo, per esempio, che per 3 anni se stati primo, sul mondo si è azziccato su serio, ma che sta accadendo? Questa epidemia che non sei buono, si arrestare, in televisione ci viene scetti frumi, de morti, de assicchi su mano. E sul mondo si è frimato, se Europa si è frimata, noi si siamo frimati. Poi all'improvviso la scienza, la politica, il comportamento, la responsabilità di ciascuno, di ognuno di noi, ha fatto sì che siamo vestiti di questa epidemia. Ma sul mondo, essendo di questa epidemia, di incarreravo a ragionare un pochetto diversamente. Incarreravo a ragionare, in capo non è tutto come io pensavo, che sei tutto su Superman, e sul mondo, sulla natura, sul pianeta, di ahí ci voti di supportare ogni cosa. Sul pianeta è fragile. La natura è fragile, noi uomini e femmine siamo fragili, sì, a faccia delle malattie, del comportamento inappropriato. E per quanto riguarda l'Europa, è cercando di investire in questo momento con un ragionamento nuovo e con politica nuova. Devo questionare questo mangiamo. Del sfinanziamento del PNRR, del sfinanziamento della politica europea, del sfinanziamento umano che si ha questa possibilità di utilizzare. E questo sfinanziamento fonti basato a suba de 6 pilastri, 6 punti fondamentali. Provate a questionare già 2 minuti su. Poi in capo si può intinare con qualcosa, non solo. Questo sfinanziamento, questa Europa nuova, questo continente nuovo che l'Europa vuole creare, in capo è interessante fino a Ponoso, che volevo creare una Sardegna totalmente diversa, una Sardegna nuova. Si narra c'è la natura è andata rispettata e quindi deve fare dei comportamenti che poi in primo posto la difesa della natura. Deve pensare a una transizione bidri. Transizione. A noi si interessa su voi di transizione. Non è che volevo cambiare, proprio per passare da un mondo passato a un mondo nuovo. A un mondo nuovo, volevo passare a un mondo in cui avevi la natura, l'ambiente, il paesaggio, i frumi, l'acqua, l'aria, siano rispettati. Creare economia e creare una società a pizzo dell'idea di una transizione bidri. Questa cosa è per noi. A pizzo di una transizione energetica nata dall'Europa. Si ha con qualcosa a noi sulla transizione energetica? Certo che si ha meta. Si ha che viaggio gente venendo a noi a si indifurai i sopi, i mari, a si lasciare, a si dedicare questa terra che poi è usata per altri scopi, per papaya ad esempio, per la sovranità alimentare, come intendo a remunerare questo mangiamo. Questa transizione energetica può essere una cosa che
a noi, ad ogni famiglia, ad ogni impresa, a tutta questa pubblica amministrazione, si regala una cosa che è fondamentale per sopravvivere oggi, l'energia. Pensai, devo andare a raccontare di Picciochetto che ci via il domingo, nessuno poteva piegare, manco un motorino, perché non ci via l'energia da spacciare, ci via da austerity, non ci via energia da spacciare, non ci via ponemos di energia. E noi siamo immessi a una transizione e avere in capo questa energia grazie a queste tecnologie nuove di oggi e fino a cosa che arrivare, sanno che è, fra 2 o 3 anni. Si ha una energia canto veuso, pulita e gratuita, che non deve domandare o pagare a caro prezzo a altro stato atteso del nostro. Siamo in mezzo a una transizione bidri, in mezzo a una transizione energetica e siamo in mezzo a una transizione digitale. E è cambiando il suo mondo, è cambiando il suo modo in cui lavoravo, vendevo, commerciavo, studiavo, facevo domande, questionavo con la pubblica amministrazione. Si informavo, gastiavo un film, ascoltavo la musica e tutto stesso cambiava e è cambiando ancora di più e staccante cambiare in maniera che non manco si immaginavo grazie a questa intelligenza artificiale generativa. Siamo in mezzo di un grandissimo cambiamento e teniamo questa possibilità e da tenere che siamo intelligenti non sicuro, gente meta di noi sta andando a scuola e ci vanno imprese fino a pitichetta, siamo qui dentro a grande competenza, a grande livello di creatività, di innovazione. E quindi questa transizione digitale, questa transizione dell'intelligenza artificiale che sta andando a cambiare, dopo il robot che ha cambiato il lavoro in fabbrica, e poi c'è l'intelligenza artificiale che cambia il lavoro nei uffici, cambia il lavoro in questionari, domandai e RC nei uffici, o cambia il lavoro con la possibilità di fare un'agricoltura di precisione che consuma acqua, prospaga acqua, che non ha bisogno di sconcimisi, che costa caro, che facilita la possibilità di fare crescere i serva medica, i sforaggi e quindi di donare più valore ai allevamenti. Tutta questa cosa è nuova per noi, ma è nuova per esatto puro. E quindi siamo in qualche maniera partendo parisi. C'è una sfida nuova, un tempo nuovo e stiamo partendo varisi in questa transizione digitale. E chi stiamo partendo varisi? Potevo fare con qualcosa non sicuro? Per noi che stiamo parlando a go, c'è questa possibilità di partire, tutto sono parisi, di tornare a partire belle nuove. È questa occasione che non potevo perdere. Tutta questa idea dell'Europa nuova è basata, e poi di Ace Dinai, a pizzo su un altro pilastro, che è questa connessione, di si vuole connetti uno con l'altro, che si connetti certo con la fibra in maniera digitale, ma si connetti fisicamente con il trasporto, con la continuità territoriale e tutto un pari. Se Europa è noso, deve ottenere a mente che siamo più forti, che siamo tutti un pari, e può essere tutti un pari, deve essere connetti. E quindi funti cambiando in regola, se finza questa continuità territoriale, in regola se poi finanziare, come appunto intendo questionare oggi, questa possibilità di in Sardegna, linee aeree, non c'è tipo su continente, ma vince sa vodotto Europa, normali, si dogna di, o dogna variche disi, insistati ma insieme pure, mancai per spago, ma de non tenni 3 mesi s'anno è facile a viaggiare e poi tutto si tutto sa trovate a sanno in cui sei ossoso, isolato.
Se Europa, se narendo sì, si pensai de ben da noi, si pensai connettius a pari, connettius con l'Europa e connettius in Sardegna, con strada più bella, tornando a pensare a strada che poteva essere fatta 200 anni fa, e fai in modo che i territori dell'interno, dei villaggi, dei vidas, siano connettius a pari e siano parti integranti della nostra comunità regionali. Mi dicevo scarescio designare qualcosa importantissima, prodotto noso. In questa transizione bidri c'è questo altro valore importantissimo che è l'anidride carbonica, o meglio, la possibilità di catturare questa anidride carbonica che si sviluppa e che è cambiando il suo clima, è cambiando le stagioni, è cambiando ogni cosa e ponendo in pericolo il suo pianeta. E quindi non c'è valore scelto in questa fabbrica che inquina, che getta da CO2 in atmosfera, ma c'è finza valore per umano nei forestas, nei mattas, in summodizi, in tutto su chiesti, sa macchia mediterranea, finza in su vascolo, non è scelto su valori e durante papà prepese, poi su lati e tutto quanto conoscevo, ma c'è su valori umano che sa terra, sa macchia, in mattas, in forestas, una ciappata su CO2 e tenti pullita s'aria. Questo valore si nanta certificati bianchi, si narra è su premio che donanta a chi cattura ciappa da su CO2. Scetti che in Sardegna non è ancora pagato, non è ancora riconosciuto. Poi fai un esempio di te, Sarasa, che getta da CO2 in Saria, deve di spendere per compensare tutto su valore dell'inquinamento. Già i 300 milioni di euro all'anno, poi che deve di comprare certificato bianco che rappresentano gli altri spazi del suo mondo, investimento su di acciappare il CO2. Investimenti sono a te cura delle foreste, a te cura dei mattas, a te cura della natura. E noi, quanto teniamo cura dei mattas, delle foreste e della natura in tutto il paesaggio della Sardegna. Noi teniamo più di 1.200.000 ettari di forestas, di macchia mediterranea e di nanta su vascolo arborale. E se in Italia, ma in capa, io voglio fare una statistica europea, in Italia è sicuro se gusto che dentro su patrimonio forestale per un anno dedotto sulle altre regioni e tenere su attività per un anno dedotto in altre regioni in sacciapo del su CO2. E noi è ora che questo valore, questo traballo venga riconosciuto e venga pagato. E chi ben pagato è una Sardegna diversa. Oi dai, che non è vero che stiamo facendo assistenzialismo con sente foreste. Stiamo traballando in industria nobile, bellissima, della qualità e della natura. Questo è su che è succedendo in questo mondo. Do la cabaia non lo pigai altro tempo. Se uso in questa transizione, bidri, energetica, del CO2, dell'intelligenza, del suo modo di lavorare e dei bivi digitali, dell'intelligenza artificiale e generativa. Se uso in questa transizione i bias di collegamento, di donare valori a essi tutto su pari, a questa connessione. E se uso in questa transizione
politica, vinse l'Europa e domandando, non lasciare i politici assoso, non questionare con i politici ogni 5 anni, ma se in questa transizione di una politica partecipativa, una democrazia che sia da difendere ogni dì, che sia una democrazia vera, via, de fermento, appunto, logo su de fermento in ogni vita, fai cose si impari, partecipai, arricchi questa democrazia in questa maniera, come osatros si domandavo. E in Sasa, chiesto un momento di cambiamento importante. Un momento di cambiamento che finza il rapporto, finza i discussioni, il rapporto tra i stati vanno cambiando. In questa Europa che osatros è now dei popoli e delle nazioni, non proprio dei stati tipo 800 o su 700. È sul momento che i stati si devono castigare come con questa possibilità di devolvere a Europa con quella responsabilità. Non abbiamo bisogno di 27 eserciti in Europa e non abbiamo bisogno di 27 spese militari differenti o 27 politiche estere che non fanno buone a te un ragionamento comune e se Europa non conta per nulla in tempo di guerra o non conta per nulla in tempo di difficoltà, come sta accadendo in Palestina in questo momento. Quindi siamo in un momento di cambiamento del rapporto tra Stato e Stato, più su sovranità a pizzo in certe questioni, come la politica estera, la politica fiscale, la politica del suo debito pubblico, che potete essere i vostri appari in maniera di essere più forti, sì. Ma in suo stesso modo devolvi a basso responsabilità, decisioni che prima venivano centralizzate. E tornare che questa Sardegna è sola, di questa possibilità di tornare a contrattare il suo statuto, di contrattare il statuto, non pensavo possa vita del 1948, ma pensavo a vita di oggi e di grazie. Un statuto in cui sia più chiaro l'idea del popolo e che sia di autogovernare o autodeterminare o finza di essere proprio totalmente autonomo, non a solo. Ci vuole un indipendentista, mi piace, è molto impressione, non atteso di noi, è molto buono facendo su sciopero del Savami, a qualche chilometro da noi. Osato ci dico come si narrata? È narrata in pari con totus e a su tenemos. Ma è sempre bravo. Credo che sia una bella maniera di accabare. Siamo in un momento di transizione, di tornare. È sul momento nostro. C'è questa possibilità in questo mondo nuovo, poi in questo mondo nuovo, una Sardegna nuova, una Sardegna dell'intelligenza, una Sardegna istruita, una Sardegna cosciente, che va a rispettare i diritti, ma che finza le proprie responsabilità. Una Sardegna a colori, una Sardegna gioiosa, una Sardegna che va a tornare e finza sapere del luogo atteso, come te vi vuoi, finza della Repubblica Dominicana. Un luogo a bene, non di averci voi. Un luogo con gente bella, pacifica, in pari con totus e a sostenemos.
Grazie, a me grazie a Renato Soru. Come Cirausu, antropologo Bacchisio Bandino. Ma voi si a bolla aspettaia se che Renato Soru bosachiat una relata in sardo? No, non so pettino un applauso, sono anni si bolla aspettaia se sono no, non bolla aspettaia. E non tanto può dare sardo, ma bosa pure esplicato bene, e te che narrare, a fai dare su tempo inveniente tecnologico da Sardegna, ai danni sardo. Che renarre che sardo si può fare dare la modernità per nuova, ma si può fare che spuro la modernità per nuova. Casarrei uno sardo è che siamo il manno si sa dare, ma pacco i suacchere. A dare fa che deve essere samatessi cose. Questo progetto che cosa fai dato, su quale cosa fai dato Renato Soru, è sta luacchere, non solo a lunarrere. Noi diamo il metta di ogni scala e schimus tutti in questa scala che non deve piccare a suso. Ma non abbiamo il garuato manco sul primo gradino. Bisogna deachere. Sul primo gradino che è le schifachere tutto si scalinata. Del suo capintesi in questo faedo mi sono restate in mente tre cose. Prima, la politica oggi in Sardegna deve essere una politica territoriale. Siamo il merese o no del suo terreno nostro? Non sono furanne vinza su sole e su vento. Non sono schere imprenare sul terreno de Turres. Voi sanno bene di che mi stanno raghes e di che mi sta Turres a fianco su una chissatera. Potete essere spuro. E gaiamo su antico e su moderno. È un confronto bello, si può sparare. Politica territoriale, che renarre. Risorse umane e materiali che la Sardegna ha in abbondanza, ma noi non abbiamo intelligenza e la cultura della si sfruttare. Su chi manca di Sardegna è un deficit culturale. Vinza che non sponsiamo a noi a comandare la Sardegna, non abbiamo gioia una cultura che basta da comprendere come dobbiamo cambiare l'isola. E sprocusso che si arregliano delle scuole e delle scuole professionali è un argomento di importo umano. E tessi scuola sarda oggi che su 20 chimbe prochento di abbandono scolastico e che è sul tenore della cultura che nordata si scuola e università. Io tre giorni fa che ti danno a 200 studenti universitari in Castello presentando un libretto mio, lettera ad un universitario e ha toccato in mano e te che narrare questo regno di tutti sin che andare su universitari se diamo spotter a andare non che diamo andare tutto questo ma succonata e tanno e tacchi e tanto tutto questo regno che è durato 3 ore al matta animato ma tornato animo del suo capintesio di questo Zovanos di un'ispera nuova e di questa spera nuova che eniti dai Zovanos e dai Zarzovanal di Sardegna chiama Sardegna questo si spera un altro tema di importo capintesio se sarreiano il vostro
questa regione della questione femminile. Io ho scritto un libro, Femmina, né fatta né strega, sopra questa regione. E l'ho presentata in 30 idee. Noi non abbiamo una politica femminile. Se mica me a consigliere regionale Narata, io devo anche su doppio si sforzi per essere pari a un uomine, a somine politico. Ma tu sei sbagliando. Tu non devi errare in questo, quello possiede il codice, che è un codice maschile, se è perdente diretta. Tu devi fare che politica al femminile. E fa che politica al femminile che renare schipone in pratica sentitoso e regiones tuas al femminile. Che vinza soia abbiamo tutti una politica maschile, che in virtutes e che in difettos. La politica femminile pure è che in virtutes e che in difettos, ma è nuova, che non l'abbiamo mai apita in storia, e non abbiamo bisogno della eroe. E tanto abbiamo il contributo bello di politica maschile e di politica femminile, differenti e impari. Ma questo caro non l'abbiamo. E politica femminile che renare spuro che noi siamo, sosurtimo, in Italia e in Europa, d'onzi coppia 0,96, manco un viso pro coppia. Ma le schitte si tacca renare. Manco un viso pro coppia. In Italia 1,2, in Francia 1,8. Ma si solsovano si incannano. E nascita non bennata, a dove siamo andando? Politica femminile vuol dire questa regno che renascere. Dite che spero che questo non succeda. Chi sa emina potete stare in famiglia e sul travaglio come te Dio scherete. Tutto questo è facile a non narrare, ma se regno che io non mi credo più in questo narrare, bisogna deluacere. E deluacere li saponata a questo studente, il ducento, gli studenti. Ma voi esistite o non esistite? Non esistite. Non vi siete di Sardegna. Samente Osta non vesti Sardegna. Ma voi siete si bonnarono, sarete il coso del futuro? No, no, che voi sono vricanne. Voi non siete il futuro, non siete il tempo su tempo inveniente. Voi siete gioie. Domani sarete, domani non arriva mai. Casa non bennata, è su tempo, è su un'illusione. Esiste toie. E oggi, questo 70.000 universitari o sardos non bisogno. Commente non bisogno. E samente, pur bella camus, zoni samenzo etate, di ogni maniera, de desideros, de esperas, de sessualità, de procreazione, di tutto e non bisogno. E dunque, Bonnaro, sa parola è progetto, non modello, progetto. Casaura progetto atta, pensamento e azione. Atta, parola e acchere. A facere, solo su che non scambia, che è che fa che sul primo gradino e che fa che si scala per il man che potremo spessare. Chiamiamo ora sul palco Gavino Sale. Non ti cava che se vuoi viaggiare. È come parlare all'ultima ora di scuola. Siamo un po' gai.
deconcentrati. Però, scusate, quando si entra, intanto buongiorno a tutti e benvenuto, ed è un grande piacere questa assemblea mia, mi ha veramente toccato, mi ha emozionato. Poi entra in ogni assemblea, voi avvisate subito dei te succedenti. E ora ha pacciappato un montone di gente che vi ritirata, delusa, e se ne percepisce delle intimità profonde, e tutti quei vecchi amici che ha avuto in nove ma non ha tu poi te si nove perché si fiuta da lontano il profumo inebriante della battaglia, e quindi noi siamo torna pronto in nove. E non l'ho percepita solo io, ma un montone di gente che devo a poidu. E succede che cosa che è 70 anni che non succede, che siamo 20 anni battagliando per lavorare, concretizzare. Solo adappido la capacità tattica e strategica di creare una separazione, un processo di separazione dinamica tra il vecchio sistema di potere proveniente da Roma e la costruzione di un'alternativa che proviene dalla Sardegna. Questo è succedendo. Da una parte bisogna questo sponsorizzato dalla classe politica e dagli interessi italiani che non sono sovrapponibili ai nostri, e noi finalmente cominciando un nuovo processo che ci vede impegnati. Tutti dobbiamo essere coinvolti, da asilo all'università. Tutto si percepi, si tocca da. E viva questa cosa! Esatta cosa, chi si deve e chi caffemina sa. Un montone di gente a me mi l'ha dato, non che volti da ennere, però come noi siamo collegati con questa tecnologia, sono in meta che non sono ai culteni, non siamo solo 200 persone che sono venute da ogni parte della Sardegna, ma che cosa che è succedendo? Ed è succedendo esattamente questa cosa. Sa femmina. Guai a noi se lo amo femmina. Guai, è una vita misera. E le Ianas, fin femminas, la dea madre è femmina, il potere del nuraghe, tutta quanta organizzazione, Ugas, Milivaginas, allievo di professor Liu, si trasmette da femmina a femmina. Eleonora d'Arborea, all'articolo 25, chiedoccada, femmina che non crede, e pizzino minore che venga sgarrettato, che zoppichi e che si veda. Pogusu noi in Sardegna, anche gli ultimi banditi che hanno intervistato, che l'hanno preguntato, ma è pizzino se femmina sa? No, questo non si tocca, è vietato, per legge. La cultura nostra la possiamo proiettare in tutto il mondo. La nostra cultura ha prodotto questo. E femmina sarda non si può toccare, anzi non si deve toccare. Oh yeah.
si fiuta. Vada una teoria scientifica che si narra la spirale del silenzio, che ha la validità soggettiva e collettiva. E te con la spirale del silenzio, che entriamo in crisi e cominciamo a cavalare a fondo, fino a toccare a terra. E come interessa una sola via, riprendere quella spirale e navigare a sopra e il gusto è succedendo e si intende, si percepisce ovunque che cosa è succedendo. Copo gusto è chi a mia, con il tesinare con l'assemblea, ma garrigato. E dobbiamo coinvolgere tutto in questa operazione, dall'asilo fino all'università. A Sasola non ve la faremo, dobbiamo ponere in moto questo cerchio concentrico, ma poliato che appunto, ma non sto idea. Ciclo di 20 anni. Ciclo di 20 anni. È una maledizione questo ciclo di 20 anni, ora dobbiamo studiare sopra, perché pure Plinio, il vecchio, riusciamo a controllarli per 20 anni e poi che diventano feroci e indisciplinati e feroci. Infatti una volta no è guerra, si può provare a non dominare e non l'hanno fatta, voi casi noi siamo in nove. No esiste, dobbiamo vincere, è il nostro destino storico andare in questa direzione. In questo mondo che ci avvolge, non lasciala indifferente, non toccala direttamente, si manifestala. L'allucinazione di questo mondo che tragende guerra, che fa tendinare solo a bocchire, o è l'attività che rende di più è uccidere uomini a beneficio di pochissime elite al mondo. E noi con chi stiamo su? Con questo che sono chi rende di fare nascere un mondo nuovo, più giusto, più bello, più meraviglioso, o con questo che io e tragano guerra in tutto il mondo e creano la nostra infelicità. Devo dire con chi deve evitare. E per questo noi in Europa che siamo dobbiamo usare una pretesa, una sfida che tutti noi, tutto un pare, dobbiamo comunicare al mondo che in quest'isola un pare a soccorso al centro del Mediterraneo si sta sperimentando una nuova forma di esistenza, un modo di rapporto tra uomo e animali, tra uomo e natura, alla ricerca di quello che noi narramo sulla felicità umana e la dobbiamo sperimentare in noi, che tanto a noi non la danno niuna, ma si va tutto gusto del sistema del potere stabilizzato. In noi è nascente un'alternativa al sistema di potere che nos ha giunto fino al fondo di quella spirale del silenzio. È scientifica. Un luogo sperimentale. Un luogo sperimentale. Sì, grazie. E siamo in condizione della vagare, che come vada una barbarità dei denari, 9 miliardi e mezzo, che secondo che vieni i a governare noi siamo finidos. Quindi è doveroso alleare in mano questa situazione, è doveroso a vincere e dobbiamo segare, noi siamo più su giocattolo di questi capricciosi che vogliono venire ai noi a saccheggiare, ma io ho un pezzo di carta, no! Quello dipende da noi, questa è autodeterminazione, questa è autoscelta. E un'altra sensazione che mi sono dimenticato è come che
tutti noi, sì, ognuno prima di questo momento suona da un strumento un po' fatto suoso, senza coordinazione, e questo vedi semplicemente che il rumore. Mentre in noi stiamo accordando il strumento, qui stiamo costruendo il nuovo partito in noi a Savini ad cominciare una musica coinvolgente che non torna a dare felicità, possibilità di vivere al mondo, di chiamare tutti i problemi che noi abbiamo e deve venire in noi a imparare da come si vive. È vero, la sua fattene troppo lunga e tanto Leonardo uno suonerà un grande leader latinoamericano. E un'altra cosa a proposito del Latino America, vecchi e giovani. Pepe Mujica, che conoscete tutti voi, l'ex presidente della Repubblica dell'Uruguay, a 84 anni sono nato. Io non sto andando, sto arrivando. Poi giovane, che sono vecchio a 20 anni, e gente che da 80 anni sono carico di vita e chi non quiere ne mollare mai. E quindi, necesitamos una rievoluzione. Y vamos bien, che andiamo a vincere. Grazie. Abbiamo ancora qualche intervento prenotato. Vi volevo ricordare nuovamente anche che abbiamo una scatola per le offerte in fondo. Esta si vuoi una mangiata in busciacca e donai con cudinaneddu. E chiamo sul palco Marco Contu. Saluti a tutti. Sono Marco Contu, anch'io ho deciso di partecipare all'irruzione democratica di Sardegna Chiama Sardegna. Nella vita mi occupo di lavoro, questo da poco mi sono abilitato alla professione di consulente del lavoro e non è stata l'unica gioia del 2023. Una sono i gol agli ultimi minuti di Pavoletti e l'altra è che sono anch'io un emigrato di ritorno in Sardegna. Vi chiedo di non banalizzare la mia citazione calcistica, perché il Cagliari ci dimostra che anche quando tutto sembra perduto, se si lotta fino all'ultimo si può portare a casa una vittoria. Lo diceva anche Antonio Gramsci. Mi sono convinto che anche quando tutto è perduto bisogna rimettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio. Io dicevo, sono un emigrato in ritorno, sono andato via che ci vedo a Cappellacci, sotto che ci vedo a Cesti Solinas, quindi figuratevi che generazione. Nell'intermezzo c'è stato anche un governo di centrosinistra. In questi 10 anni e passa che manco, la situazione non è assolutamente migliorata. Ne discendono due cose logiche per me. Uno è non poter stare con chi si è spartito alternativamente. A lutto? Si intendi? No. Ne discendono due conseguenze logiche. Non posso stare dalla parte di chi si è spartito alternativamente al potere in questi 10 anni, e l'altra è che, secondo me, le politiche in generale non le deve fare solo ed esclusivamente chi poi non potrà trarne i benefici di quelle politiche, per ragioni banalmente anche anagrafiche. Voglio dire che chi oggi gestisce il potere probabilmente non vedrà e non ha interesse a vedere i danni che crea. Noi abbiamo tutto l'interesse personale, personalistico e generazionale di fare politiche per il bene della Sardegna oggi e che poi riguarderanno noi nel nostro futuro. Tornare in Sardegna non è stato facile. La prima cosa è che non avevo il medico di base. Oggi appunto in provincia di Oristano abbiamo l'Ascot.
prima di venire qui parlavo con una signora anziana e questo è un problema quotidiano, normale, parlare della sanità e dei medici che mancano. Io penso che i nostri padri, le nostre madri, le nostre nonne, i nostri nonni che hanno fatto grande la Sardegna, come devono avere per tanto tempo un maresciallo, un prete, un sindaco, forse per maggiore tempo devono avere un medico nel proprio paese. E io penso che noi la prima cosa che dobbiamo fare è parlare con i giovani medici, con gli studenti, con i nostri coetanei, con i nostri amici, capire quali sono le problematiche, perché da lì partiamo. Lancio questa proposta, la prossima iniziativa facciamola con loro, capiamo le problematiche che nascono, non parliamo con chi sta su del problema, parliamo con chi sta al basso di cosa ha bisogno per risolvere queste problematiche. In Sardegna non è facile perché noi giovani viviamo tanti problemi, l'emigrazione, la disoccupazione, il lavoro nero, i suicidi, la depressione, l'ansia e il gioco d'azzardo, e si sta insinuando un grande nemico in Sardegna, non so se ve ne siete accorti, è un grande elefante nella stanza di cui forse non si parla abbastanza, si chiamano droga, cocaina, si chiamano criminalità organizzata. I nostri paesi sono pieni di queste cose. E qui la criminalità organizzata sta entrando in Sardegna, si sta annidando nel disagio giovanile. Noi, che cerchiamo il paradiso in terra, sicuramente siamo i primi nemici dei paradisi artificiali e questi sono i nostri nemici che dobbiamo scacciare. Ma c'è una cosa importante. Qual è l'arma che determina la forza della criminalità organizzata in Sardegna? Dei criminali, della criminalità sarda, verso l''ndrangheta e verso le forze criminali esterne. La loro forza è la cannabis. Se abbiamo tanta cannabis oggi è perché è nelle mani, è illegale ed è nelle mani di questi criminali. È la loro forza. La cocaina, l'eroina, la chetamina entra in Sardegna, la cannabis esce. Forse è ora di rimettere in discussione il proibizionismo e forse è ora di fare qualcosa anche in questo campo. Voglio chiudere su un tema, il tema del lavoro. Io mi occupo di lavoro, seguo tante imprese, molte anche molto importanti in Sardegna. In questi anni di una cosa mi sono reso conto: le aziende che funzionano, che producono, sono quelle con contratti regolari, con contratti forti, con formazione, con welfare, con vero salario. In quei posti di lavoro la gente rimane, lavora e il cliente è contento, c'è produzione, c'è scambio. Ecco, è lo stesso in Sardegna. Passatemi il paragone, se anche qui avessimo un lavoro sicuro, una retribuzione degna, probabilmente nessuno andrebbe via. E allora la Regione Sardegna, se andiamo al governo, sicuramente abbiamo tanti temi di cui da mettere al centro per quanto riguarda il lavoro, a cominciare ad esempio dai tirocini. È una materia prettamente della Regione, lo Stato mette solo la cornice e quindi secondo me dobbiamo intervenire subito sui tirocini, ridurne l'uso a determinate mansioni e passare magari dai 12 ai 6 mesi, non un anno a 400 euro che è una vergogna. La Regione Sardegna e noi possiamo intervenire sull'apprendistato, sugli ITS, non tutti per forza dobbiamo laurearci, possiamo proseguire i nostri sogni anche in altri modi. Fuori dalla Sardegna il 90% delle persone che finisce l'ITS post diploma ha un lavoro entro un anno, un lavoro a tempo indeterminato, e anche di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare del lavoro in agricoltura. In Sardegna c'è il caporalato, grandi aziende di cui vediamo i manifesti ovunque vivono di caporalato. Dobbiamo chiedere il controllo della filiera, come la chiediamo alla Nike in Bangladesh, dobbiamo chiederla ai padroni dell'agricoltura, dobbiamo chiederla anche a loro. Non ci sono solo gli agricoltori, ci sono anche i braccianti agricoli, dobbiamo ricordarci questo. Dobbiamo ricordare il lavoro dei medici, il lavoro della scuola e
Un'altra cosa che possiamo fare sicuramente è solo in questo maestro rafforzare la fibra, rafforzare internet, perché questo è uno strumento per far tornare per le migrazioni del ritorno. Il lavoro agile oggi ci dà questa possibilità, il cosiddetto smart working. Mi sia permessa in chiusura anche una sorta di appello. Noi, le ragazze di Sardegna Chiama Sardegna, molti di noi hanno iniziato a fare politica alle superiori, a contrastare la riforma Gelmini. Per noi è stata una fucina di lotte incredibile, tantissimi di noi si sono conosciuti là e lì hanno iniziato. La riforma Gelmini l'abbiamo subita sulla nostra pelle allora, ma già allora sapevamo, perché eravamo maturi allora, che i danni li avremmo visti oggi. Il mio appello, per rispetto anche alla mia generazione, è che in Sardegna, durante questa campagna elettorale, l'ex ministra Gelmini possa non partecipare alla campagna elettorale della nostra coalizione, perché come eravamo bravi ieri a organizzare le rivolte nelle scuole, sappiamo essere bravi anche oggi a respingere i nemici della scuola pubblica. Grazie. Andiamo avanti con gli interventi. Aveva chiesto di intervenire Salvatore Salis, è presente? Chiediamo di stringere sui tempi per questioni un po' di ora di pranzo e anche... Sì. E anche un po' di emicrania. Vi voglio raccontare di un sogno che ho avuto l'altra notte. Praticamente i miei antenati nel sogno mi hanno detto queste parole. Siccome che io mi sento un figlio del dopoguerra e queste persone che hanno combattuto affinché non solo lo straniero ma anche chi ci rendeva schiavi della nostra società si sono ribellati ed hanno vinto. Non solo quello, poi ci hanno dato condizioni di vita migliore, sia culturali, sia sociali ed economiche. Quindi mi sento anche in dovere, perché poi parlando con i miei figli che sono dovuti emigrare, mi hanno detto: tu padre devi combattere pure per noi come hanno fatto i tuoi avi. È anche per questo motivo che mi trovo di fronte a voi, perché da sempre mi reputo non solo sardo, ma addirittura pure un discendente nuragico, sia per cognome, sia per sardità e anche per la mia operatori. Addirittura c'era soltanto un dottore e un'infermiera. Ma questi nostri politici cosa stanno a pensare? Perché se non vanno a tutelare la sanità che riguarda sia dai 0 e dai 100 in più, per noi non c'è futuro, perché senza la nostra salute siamo degli zombie, per non dire proprio dei morti viventi, che poi sarebbe la stessa cosa. Se questi politici, un esempio, io sono anche uno di quelli che ultimamente non stavano lì ad andare a votare, a chi dovrei votare? I grillini, a chi dovrei votare? Il Partito Democratico, gente che fino all'altro ieri si sputtavano l'uno con l'altro. Io di solito con queste persone che uno mi sputta, io gli tolgo anche il saluto, figuriamoci dovermi accompagnare con questi personaggi. Poi tutti i danni che hanno fatto, non solo questa Meloni, che io non sono mai stato di destra, ma queste hanno origine almeno da 30 anni. Quindi quando ho letto anche il proclama che ha fatto Renato Soru, rivoluzione gentile, non vuol dire imbracciare un fucile, basta una semplice matita, fare una crocetta e questi qui li mandiamo al diavolo, li facciamo sparire. Questa è la rivoluzione gentile. E prima di finire sono orgoglioso e per fortuna che le bandierine si sono unificate e hanno fatto un'unica bandiera a difesa della Sardegna, che dovrebbe essere la nostra seconda madre. Poi anche un'altra cosa riguardo delle donne, a chi mi conosce, ho sempre reputato le donne creature universali, perché noi senza le donne non esistiamo, perché prima di tutto anche noi uomini siamo figli di donne, ci sposiamo con le donne e abbiamo anche
Donne, quindi dove sta il problema? Io vi ho sempre visto alla pari, ma non che lo dico qui di fronte a un microfono, ma chi conosce sa benissimo che io sono un divulgatore di tutte queste cose. Comunque, Renato Soru, che sei sardo, so ciò che vali, perché ho avuto anche modo non solo di sentirti, ma anche di vederti all'opera, anche per il settore agricolo, anche per quella sanità che tu volevi unificare, tante persone se ne sono scordati. Io darò il mio impegno personale nei tuoi confronti e cercherò anche di essere un discreto messaggero, sia a te e a tutto il popolo sardo. Vi ringrazio. Laura Sagheddu? Sì. Gli ultimi saranno i primi, ma in paradiso, non qua. Si sente, sì. Ma volle questionare in sardo, in lingua, ma mi pare che vai solo all'estero a questionare in italiano, in lingua straniera. Mi chiamo Paolo Porcella, sono un operatore manuale. Così dicono i greci per i chirurghi, un chirurgo ortopedico. Vedete, io ho chiesto a Renato Soru due cose durante le sue varie conferenze. Ho chiesto una volta la coerenza e un'altra volta gli ho chiesto l'ascolto, due cose precise. La coerenza perché? Chiesi già a San Luri, nel caso il PD non fosse andato ad uno screening dei candidati, se lui avrebbe continuato il suo cammino lo stesso. Mi rispose che sarebbe andato con Progetto Sardegna e questo ha fatto. E di questo gliene devo rendere atto. Gli ho chiesto anche l'ascolto, gli ho detto dei 5 sensi di affinare molto quest'ultimo senso perché avremo tante cose da dire. Io appartengo a diversi gruppi, a un gruppo civico che voleva fare un programma politico che poi è lo stesso di Soru, per cui viene a mancare la nostra presenza, nel senso che c'è lui, non attaccato ai partiti italiani, ai partiti politici italiani, e che mettesse in risalto e proteggesse questa terra, tutte le sue esigenze, tutte le sue, diciamo, rivendicazioni. E questo lui ha fatto. Appartengo anche ad un altro gruppo, per esempio un gruppo di medici che ha messo su un ospedale in Kenya, e dico un ospedale di sardi. È un gruppo di sardi che ha messo su un ospedale ad Eldoret e che ha una funzione sociale, nel senso che oltre che aver messo l'ospedale ha fatto anche una diga, ha fatto tutto un impianto di potabilizzazione, vuol rendere indipendenti queste persone, così come avrebbe dovuto fare lo Stato italiano con la Sardegna e non lo ha fatto. Noi lo facciamo da volontari. Appartengo anche ad un altro gruppo, riprendiamoci la Sardegna, sono 400 soci prima della pandemia. Ci sono professori universitari, ci sono medici, ci sono avvocati, ci sono varie tipologie. Per esempio c'è un ingegnere che ha partecipato col suo georadar a scoprire i giganti di Monte Bramma, ma abbiamo tante altre belle persone che avrebbero tante domande da fare a Soru. Ecco perché io gli ho chiesto l'ascolto, perché siamo un gruppo molto numeroso che però ha bisogno di tante risposte, tante. Qualcuno ho visto una ragazza, io sono contento di aver visto tanti ragazzi oggi, perché io, come dice Dante, sono a fine vita, insomma, mezzo del cammino di nostra vita era 35 anni, quindi io ne ho quasi il doppio. E quindi mi fa piacere che oggi ci siano dei giovani che si prendono l'incarico di fare politica, però a loro dovrei dire alcune cose. Intanto una cosa la vorrei dire a Soru, veramente, perché ho chiesto a un suo concittadino, mi ha detto: ma sono curioso, ma che tipo è Soru? Mi ha dato 2 risposte che a me sono piaciute. Mi ha detto: è una delle 3 persone più intelligenti che conosco. Non so chi siano le altre 2, ma mi fa piacere che me l'abbia detto. Poi mi ha detto, e viene da una famiglia di persone onestissime. Sono 2 cose che devono andare di pari passo.
non voglio incensarlo, io non ho partecipato al suo gruppo, non mi sono ancora iscritto, per cui, ripeto, a lui vorrei fare ancora tante domande, perché ne abbiamo bisogno. Tutti noi sardi ne abbiamo bisogno. Gli ho detto anche in un'altra occasione che reputavo che fosse l'unica persona che avesse un respiro, diciamo, internazionale, che quindi potesse difendere la causa Sardegna anche fuori dalla Sardegna, in Italia e in Europa, perché lui è un sostenitore dell'Europa delle regioni, fondamentalmente. Mi sembra che sia questo il suo ruolo, insomma. Ai giovani io devo chiedere altre cose, insomma. Vedete, io quando ero piccolino, a 10-12 anni, mio padre mi portava ai laureati cattolici, mi portava agli amici del libro e lì passavano delle persone che inizialmente mi infastidivano perché avevo 10 anni, ma erano i Francesco Alziattor, gli Antonio Romagnino, i Giovanni Lilliu, Nereide Rudas, i Manlio Brigaglia, tutte persone che avevano fondamentalmente un amore sviscerato per questa terra e disinteressato. Ecco, queste sono due cose che lo stesso io raccomando ai giovani. Vedete, il primo sindaco di Cagliari, quando la moglie gli chiese quando è che metti la luce in via Macomer dove abitavano loro, la risposta fu semplice: l'ultima strada a Cagliari ad avere la luce sarà via Macomer. Quindi questo è l'augurio che io faccio a questi giovani. L'altro augurio che io faccio è quello dell'orgoglio. Vedete, io ho 2 nipoti, Francisco e Nicolò Porcella, probabilmente li conoscete perché sono dei campioni, uno di surf da onde e l'altro di tutta l'area. Ecco, la cosa che mi piace in questi giovani è che quando scendono dai 5.000 metri a 400 all'ora, poi quando si fermano hanno il caschetto coi 4 muri, hanno l'orgoglio di essere sardi. Quindi questo lo raccomando soprattutto ai giovani. Chiamiamo l'ultimo intervento. Laura Sagheddu, hai una mezz'ora. Scherzo. Però devo lanciare maccheroni. Ciao a tutti i coraggiosi che sono ancora rimasti, abbiamo fame tutti, quindi cerco di essere velocissima. Mi chiamo Laura Sagheddu, faccio parte di Sardegna Chiama Sardegna e anch'io sono una ritornata, sono stata 13 anni fuori dalla Sardegna, diciamo all'estero, perché anche se ero in Italia lo consideriamo estero, diciamo, è un altro mondo. Mi considero una privilegiata perché da quando sono rientrata sono riuscita a crearmi un lavoro, una famiglia e una casa. Ecco, temo di soffrire di una sorta di dissonanza cognitiva, perché queste cose dovrebbero essere la base per un'esistenza dignitosa e invece mi viene da considerarle quasi un privilegio, perché tantissimi amici e persone che conosco non ci sono ancora riusciti, quindi questo è una cosa che mi fa provare vergogna per la nostra società e vergogna per chi politicamente ha governato quest'isola negli ultimi decenni. Ecco, c'è un tema che mi è sembrato trasversale tra tutti gli interventi che ho sentito oggi, è emerso con varie sfaccettature. Mi viene da definirlo attrattività. Ecco, mi sembra che la Sardegna in questo momento abbia bisogno di attrattività, cioè deve riuscire a cambiare realmente e diventare attrattiva. Attrattiva non intendo attrattiva turisticamente, evidentemente. Quella tipologia di attrattività che cerchiamo di promuoverla da decenni, maldestramente mi viene da dire, perché stiamo diventando una sorta di gigantesco parco divertimenti, una Sard Disneyland. Parlo di quell'attrattività di cui hanno bisogno i nostri territori, di cui hanno parlato tante persone prima di me, che serve prima di tutto per noi sardi. Quindi un'attrattività che passa necessariamente da una rivoluzione culturale, da una rivoluzione nel modo di fare politica e di pensare alla politica. Una necessità di stimolare costantemente il dialogo e l'attivazione delle comunità, ma anche e soprattutto un impegno che chi fa politica per la Sardegna e per i sardi dovrebbe assumere. Vogliamo una Sardegna dove si possa vivere, dove si possa lavorare, far famiglia, viaggiare all'interno e all'esterno, dove si possa sognare di costruire il proprio futuro e non solo, come è stato detto giustamente, di invecchiare e di declinare.
Quindi la mia speranza è questa oggi, per questa lista e per questa coalizione. Voterò con questa speranza, che possiate lavorare, lottare per il nostro futuro qui in Sardegna, per realizzare questi grandi obiettivi che ci stiamo mettendo. Insomma, possiate lottare per noi. Allora, direi che per oggi possiamo dire che questa assemblea conclusa. Vi ringraziamo per la presenza. L'applauso può partire, facciamocelo. 2 cose prima di andare a pranzo. Ricordo ancora, perché siamo un po' poveri, quindi c'è bisogno di spingerla questa campagna elettorale, quindi un po' di denaro nella scatolina ci può far bene. E ovviamente l'attivazione, quello di cui abbiamo parlato, partecipare attivamente significa mettersi in gioco, quindi seguiteci sui canali, ingaggiatevi direttamente per lavorare insieme, insomma, in questo percorso. Vorremmo in chiusura ringraziare gli ATV per tutto il supporto nelle riprese e nella diretta streaming e vi auguriamo buon pranzo e buona campagna insieme a noi. Grazie.